Bene, apriamo questa sera la 35esima seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 27 aprile 2022. La seduta è aperta al pubblico. È comunque garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione, questa volta in solo streaming internet e non in video, della Tenda TV. Gli indirizzi a cui accedere sono quelli che conoscete della Tenda TV su internet e su Facebook. Passo la parola al segretario per l'appello. Balliana Mirella, Casagrande Andrea, Dare Gian Antonio, Assente giustificato. De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, Denardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Il numero legale c'è. Bene, se c'è il numero legale apriamo la seduta, nominiamo gli scrutatori. Allora, consigliere De Antoni, se la sente, perfetto. Consigliere Casagrande, se la sente. E consigliere Parrella, vabbè, perfetto. Comunicazioni particolari, volevo fare una comunicazione visto che la cosa era nata in Consiglio Comunale e quindi è bene che tutti i consiglieri la sappiano sull'evento della volta scorsa del ritiro della mozione. Allora qua ringrazio il consigliere De Antoni che ha fatto notare sostanzialmente che la mozione presentata dal sottoscritto e dal consigliere Varaschin non doveva essere chiamata mozione, bensì ordine del giorno. Allora l'abbiamo ritirata tranquillamente e questo ci ha permesso anche di sostanzialmente modificarla e la ripresenteremo prossimamente. Ho notato che c'è un consigliere che conosce molto bene il regolamento e quindi come morale vorrà dire che mi studierò meglio il regolamento e lo seguirò pedissequamente, soprattutto nei tempi di intervento dei consiglieri. Bene. Altre considerazioni, comunicazioni? Paolo, Sì. I numeri tradizionali che magari vi aspettate. Questa mattina avevamo 322 positivi, dei quali 4 ricoverati, nessuno in gravi condizioni. La curva sta scendendo in modo estremamente lento. Questo è il riassunto ad oggi. Benissimo. Allora, se non ci sono altre comunicazioni degli assessori, apriamo i lavori con la proposta, un attimo che qua... Ecco, con la proposta di delibera numero 1, punto numero 2, individuazione degli organismi indispensabili di competenza del Consiglio Comunale anno 2022. È arrivato il consigliere De Bastiani. Allora, illustro velocissimamente la delibera, in quanto non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso, ovvero gli organismi indispensabili di competenza del Consiglio Comunale per l'anno 2022 sono riconfermati. Li leggo solamente per il pubblico, perché sicuramente i consiglieri li hanno letti. Sono le 3 commissioni consigliari. Numero 1 affari istituzionali, attività sociali e culturali, numero 2 territorio, sviluppo economico, numero 3 finanze, e questo viene
queste 3 commissioni vengono confermate. Poi c'è il comitato di gestione della Galleria Civica d'Arte Medievale, Moderna e Contemporanea, Vittorio Emanuele, ed anche questo viene confermato. C'è la Commissione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, ed anche questo viene confermato. C'è la Commissione Consigliare Piruea, area ex Carnielli, ex Fassina ed ex Carnielli, ed anche questo viene confermato. Infine ci sono i consigli di quartiere, ed anche questi vengono confermati nella proposta di delibera. Ecco, apro, prego, segretario, No, vuole dire qualcosa? volevo Apro la discussione, prego consiglieri. Ci sono prenotazioni? Consigliere Tonon, prego. Grazie. Vedo rispetto a quanto ho letto, non so se era corretto, sulla stampa, che i consigli di quartiere vengono confermati come organismo indispensabile. Ovviamente qui si cita esclusivamente la volontà, meglio, la proposta da parte dell'amministrazione e presumo la volontà da parte del Consiglio di confermare questo organismo. Non c'è scritto in quali modi, quando, perché ho letto di varie ipotesi, diciamo così, di modificare prima lo statuto oppure prima votare poi modificare lo statuto. Fra l'altro se ne parla anche nella relazione, per cui mi auguro che poi l'amministrazione indichi una linea o qual è la sua volontà, visto che l'organismo come tale viene riconfermato. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Antoni, prego. Sì, solo ad integrazione dell'intervento del consigliere Tonon, leggo appunto nello stato di attuazione dei programmi al 31/12/2021, al punto 111, che sono stati calendarizzati gli adempimenti amministrativi necessari al rinnovo dei conigli, ma sarebbe consigli probabilmente, ma dei conigli di quartiere, al fine dell'indizione di nuove elezioni nel 2022. Quindi vuol dire che sono già stati calendarizzati questi scusi, perché vicino. Allora, sono stati nella stato di attuazione dei programmi, è una parte allegata alla relazione della Giunta sul rendiconto consuntivo, c'è scritto che sono stati calendarizzati gli adempimenti amministrativi necessari al rinnovo dei consigli di quartiere al fine di indizione di nuove elezioni del 2022. Volevo capire se sono stati calendarizzati, che tempi ci sono, insomma, di integrazione di quanto chiedeva il consigliere Tonon. Altri interventi? Non vedo altri interventi. Se non ci sono altri interventi, il sindaco, prego. Me lo tolgo anch'io, si parla meglio. Allora, come avete potuto vedere, nulla è cambiato rispetto al novero delle commissioni. Relativamente ai quartieri, ai nostri quartieri, questa amministrazione, come avete visto, addirittura ha fatto un referato apposito per seguire questi organismi che tutti sanno non sono obbligatori per comuni come noi, ma è stata fatta in passato la scelta di farli, con dei momenti critici che hanno poi indotto un'amministrazione anche addirittura a toglierli, poi ripristinati. Noi li abbiamo confermati e li andiamo a riconfermare. Quello che io anche in questo ultimo periodo ho affermato e che ci vede un pochettino come amministrazione concordi è che così come sono quasi una riproposizione di quello che è un consiglio comunale, cioè
andiamo a sentire quando invitati, all'inizio ci andavamo anche dappertutto, poi abbiamo capito che non era sempre gradita, forse non era libera discussione, non si sentivano liberi, per cui andiamo, se invitati, a questi consigli di quartiere. Ritroviamo a trattare temi che sono quotidianità, che non hanno particolare valenza di utilità, perché quello che ci dicono i quartieri già li sentiamo dai consiglieri, già li conosciamo direttamente, e quindi non è che ci sia un apporto particolarmente efficace nella vitalità amministrativa della città. Per cui è nostra intenzione cambiarli per renderli più ricchi nel loro interno, facendo partecipare una quota del controsesso, per esempio, o anche, dobbiamo studiarci un pochettino su, rappresentanti delle varie categorie, per cui una zona dove ci sono più esercizi commerciali sarebbe bene che ci fosse anche quell'apporto che sia anche di sostegno, di aiuto all'azione amministrativa, e quindi arricchendoli un pochettino probabilmente li troveremo tutti più utili. Ecco, esclusivamente per questa finalità abbiamo pensato di variare quello che è da variare per cercare di ottenere appunto questo miglioramento, ecco, nell'operatività. Tutto là. La calendarizzazione è semplicemente dopo che sarà fatto questo lavoro, insomma. Grazie, Sindaco. Consigliere Varaschin, prego. Buonasera, grazie Presidente. Come ho già manifestato alla mia maggioranza, ritengo i consigli di quartiere una valida scuola di formazione per eventuali amministratori. Non ci si forma solo nelle scuole dei partiti o quant'altro. Ritengo una valida scuola di formazione per gli amministratori, quindi io voterò senz'altro favorevole. Questa è comunque una mia opinione personale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. Sì, un breve intervento sollecitata poi dalle dichiarazioni del sindaco. No, a me preme sottolineare che non butterei tutto a mare gli aspetti che sono emersi dai consigli di quartiere fino adesso, anzi voglio dire, si sono sempre dimostrati partecipi, secondo me, con proposte anche positive, e quando lei dice che vanno nella specificità degli argomenti, secondo me, io ho sempre partecipato, alle volte mettono in risalto quello che magari voi sapete già, che però avete difficoltà a portare a termine. Non sempre le cose che sono state dette all'interno dei quartieri erano cose conosciute all'interno dell'amministrazione, o quantomeno non venivano dichiarate. Quindi secondo me è una critica un po' che trova il tempo che trova, nel senso che lei, se la sua intenzione è quello di migliorarli, va bene, cioè quelli di dargli un apporto un po' più vivace e più costruttivo, sono d'accordo, però non mi sentirei di criticare in toto il percorso dei consigli di quartiere per quello che hanno fatto e per come sono stati anche gestiti. Poi ricordiamoci che sono tutti cittadini che lo fanno su base volontaria, quindi questo va dato atto e secondo me questo dobbiamo partire da qua e riconoscerlo. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Valiana, guardi che nessuno li ha screditati, tant'è che questa amministrazione li conferma e cerca anche di darci un valore aggiunto che ad oggi magari latita un pochettino, e quindi è un tentativo di migliorare quello che è il costrutto dopo tanti anni di frequentazioni e basta, quindi nessuno scredita nessuno. Consigliere Tonon. Sì, grazie. Allora, che ogni organismo sia perfettibile su questo non ci piove.
che sia possibile trovare la soluzione perfetta penso sia umanamente impossibile, per cui ben vengano i cambiamenti se questi possono portare, si spera, a dei miglioramenti. Considerare, però ripeto, non so se erano parole sue o se erano delle valutazioni da parte di chi ha redatto l'articolo, dire che sono dei compagnoni al bar, come se fosse al bar, come in Consiglio Comunale fra l'altro, e qui confesso l'ho trovato un po' offensivo, francamente, se devo essere sincero. Beh, io non mi sento un compagnone al bar qua, a parte che se uno astemio lo beve, però al bar ci vado lo stesso, ma qua non sono al bar e credo che nessuno di noi si senta al bar. E poi dire che dovrebbe essere gente che lavora, gente non pensionati. Sì, francamente, sindaco, a parte il vice sindaco, mi pare che siete tutti in pensione. Sì, ma non in senso offensivo, ma non bisogna usare, secondo me, questi modi di commentare e valutare gli altri organismi. Io ho trovato pensionati molto più svegli di me, ma molto più svegli di me, e ho trovato gente molto più giovane di me, pindormensata, se devo essere sincero. Quindi dipende, fare di tutta un'erba un fascio secondo me non va assolutamente bene. Poi ripeto, sono stati cambiati, se non ricordo male, nel 14 o nel 15, 2014 o 2015, ripeto, perfettibile tutto, però partirei, come ha detto la collega Bagliana, dal fatto che sono cittadini che come noi si sono messi volontariamente in prima persona a cercare di trovare, criticare, suggerire, inventare qualche soluzione, qualche idea per la propria città, per il proprio quartiere e anche per la propria zona dove abitano. Ripeto, possono piacere o no, come lei anche io ho vissuto i rapporti non sempre idilliaci con i quartieri, perché sappiamo benissimo che la coperta è corta comunque, che le richieste sono di gran lunga superiori a quelle che sono le possibilità di bilancio di cui il Comune dispone, però, ripeto, secondo me meritano comunque rispetto, anche quando non siamo d'accordo con loro. Grazie, consigliere. Prego, sindaco. Sì. Consigliere, probabilmente il mio pensiero è stato travisato, nel senso che col termine compagnoni si voleva soltanto rappresentare che, essendo qua in città, la stragrande maggioranza dei componenti sono persone note, gran parte amiche, per cui quando si va come in compagnia e non c'è il mordente, diciamo così, che ci si aspetta per avere un solido aiuto amministrativo. E il fatto di nominare i pensionati è legato proprio a quello che le dicevo prima, che vorremmo anche che altre categorie partecipassero, perché i pensionati in città nostra purtroppo siamo in diversi, ma ci sono anche altre componenti sociali, economiche, che sarebbe bene fossero presenti al di là di chi ha più tempo degli altri, solo questo. Bene. Altri interventi oppure passiamo alle dichiarazioni di voto? Non vedo altri interventi. Dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto. Allora passiamo pure alla votazione della delibera. Allora, per la delibera discussa in oggetto, favorevoli? Unanimità, vedo. Contrari? 0. Astenuti? 0. Allora, la delibera è approvata all'unanimità. Passiamo ora al punto numero 2 dell'ordine del giorno, rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, approvazione. Qui chiedo l'aiuto e l'illustrazione della delibera
alla ragioniera del Comune di Vittorio Veneto, la dottoressa Giorgia Elvassore, coadiuvata dal dottor Girardi, se non erro, un attimo, Girardi Luciano, che fa parte dei revisori dei conti del Comune di Vittorio Veneto. Ecco, prego, dottoressa Elvassore. Fa un'introduzione il vice sindaco Posocco, assessore al bilancio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, faccio l'intervento introduttivo, poi vi lascio col dottor Girardi e la dottoressa Elvassore per tutte le domande tecniche che volete fare. Allora, noi con deliberazione di giunta numero 73 del 5 di aprile abbiamo approvato lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2021. Questo è stato poi depositato il 6 aprile 2022 ed è stato integrato con la relazione dei revisori il 14 aprile del 2022. Tra i documenti avete visto tra i principali il conto del bilancio con i quadri riepilogativi e il prospetto di equilibri, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, e avete visto, per dire, anche il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione. Tutto questo costituisce l'allegato A al presente provvedimento, che avete visto con il conto economico e lo stato patrimoniale 2021. Avete trovato la relazione della Giunta sulla gestione, in cui sono indicate le entrate, le uscite, la rilevazione per esempio tempestiva sui pagamenti, tutti gli indicatori, i parametri deficitari, la relazione sui derivati, lo stato di attuazione dei programmi al 31/12. C'è anche, se avete notato, una nuova relazione per la funzione dei servizi sociali, una relazione che è stata introdotta quest'anno in virtù anche dei trasferimenti sia statali che regionali, a vedere come abbiamo utilizzato i fondi che ci sono pervenuti. Analizziamo brevemente e poi approfondiamo il risultato. Al 31 dicembre 2021 abbiamo un avanzo di amministrazione di 6.689.915 euro,95. È composto da un fondo crediti di dubbia e difficile esazione per 1.782.000 euro, un fondo contenzioso di 45.000 euro, altri accantonamenti per 165.000 euro circa, che comprendono il fine mandato, l'accantonamento per il fine mandato del sindaco, e 158.000 euro sono rinnovi contrattuali del personale. Vincoli derivati da legge e da principi contabili sono 297.000 euro. È quello che rimane dei vari trasferimenti statali per il Covid per compensare le minori entrate o maggiori spese riguardanti il Covid. Abbiamo ancora 297.000 euro. Vincoli derivati da trasferimenti, qua si parla di contributi regionali per circa 35.000 euro che hanno una destinazione vincolata. Abbiamo vincoli formalmente attribuiti dall'ente per 2.293.000 euro. Allora, 1.115.000 euro sono reimpiego di spese di investimento, 46.000 euro sono dovute a una verifica sismica dell'asilo nido e 1.130.000 sono riguardanti la riscossione coattiva, che abbiamo svalutato al momento del 100%. Da tutto questo abbiamo una parte destinata agli investimenti, quindi libera, destinata agli investimenti di 1.308.000 euro e una parte totale disponibile di 761.000 euro, circa 761.000 euro, 735,77 euro. Vi lascio alle domande dopo questa piccola introduzione. Grazie. Lascio la parola al dottor Girardi per illustrare la relazione dei revisori. Prego.
Va, funziona? Allora, sì. Buonasera. La relazione del rendiconto 2021 dal punto di vista tecnico praticamente è un lavoro che noi facciamo su documentazione che ci dà l'ente, per cui innanzitutto gli argomenti li trovate tutti nella relazione, partendo dalla gestione di cassa, che qua anticipo, visto che può essere interessante, che vediamo che c'è un aumento notevole della disponibilità di cassa, e questo qua è un argomento che può essere oggetto poi di discussione, chiaramente. Ovviamente c'è una situazione contingente particolare, per cui con il Covid tutti i bilanci diventano difficilmente confrontabili. Perché? Perché ci siamo trovati nei vari enti in una situazione in cui è stata bloccata la spesa, poi lo vedremo anche sui vincoli che ha il bilancio dal punto di vista tecnico. Per cui praticamente, ovviamente noi abbiamo visto che c'è stato un aumento per quel che riguarda la cassa, e per quel che riguarda poi invece gli altri conti correnti, conto corrente postale, abbiamo verificato appunto che ci fosse concretamente le voci che abbiamo indicato nella nostra relazione. E il risultato dell'amministrazione al 31 dicembre è anche questo, diciamo di 6.689.915, che ovviamente è un risultato che rappresenta positivo da un punto di vista tecnico. Per cui praticamente se andiamo avanti poi vedendo altre cose che possono essere oggetto, appunto i vari fondi indennità, fondo contenzioso, in particolare abbiamo i vincoli dei trasferimenti. Praticamente lo Stato dà all'ente la disponibilità di avere dei fondi, però praticamente ci sono anche una parte di questi viene vincolata nell'avanzo, per cui qua a pagina 13 abbiamo detto l'organo di revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato è correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo a risorse non utilizzate del cosiddetto fondone, che sono praticamente tutti i fondi che riguardano la certificazione Covid, eccetera. E in totale, alla fine, questi qua a pagina 14 danno un totale di vincolo di bilancio per quel che riguarda il bilancio, che è circa di 1.024.943,87. Questo elemento ovviamente ha un'incidenza su quel che riguarda poi quello che noi troviamo a pagina 15, che sono l'equilibrio della gestione di competenza. Perché? Perché praticamente questo avanzo vincolato dal punto di vista tecnico esiste ma non può essere speso, per cui nel momento in cui noi lo teniamo bloccato ha un'influenza anche sull'equilibrio di bilancio. Per cui quando voi a pagina 13, a pagina 15 vedete che l'equilibrio di bilancio quello W2 negativo è praticamente il riverbero di quello che abbiamo detto prima, cioè l'avanzo vincolato viene tenuto sospeso, per cui dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio, finché non è libero, l'ente non può spendere, pertanto diventa un elemento negativo. Però alla fine poi, se noi andiamo a vedere l'equilibrio complessivo, che è pari a 300.924, diciamo che da un punto di vista tecnico troviamo che c'è un equilibrio complessivo per quel che riguarda la struttura del bilancio. E in ultima, poi i macro aggregati che sono della spesa corrente e della spesa personale sono abbastanza fisiologici, cioè si rispettano nel tempo, e ovviamente abbiamo anche verificato quelle che sono la situazione degli organismi partecipati, e ovviamente poi, se vogliamo andare nella rilevanza, a pagina 25 andiamo ad analizzare anche la contabilità economica patrimoniale dell'ente. Qui praticamente la premessa è che la contabilità economica patrimoniale è di tipo conoscitivo. Cosa vuol dire di tipo conoscitivo? Noi dal punto di vista tecnico viviamo con gli enti in una situazione in cui praticamente la contabilità degli enti è una contabilità, ci dice tecnicamente autorizzativa, cioè
nel senso che ci sono delle spese che vengono autorizzate e ci sono delle entrate che vengono accertate. Poi però tecnicamente nel corso degli anni si è cercato di arrivare a una contabilità economica. Però dal dire che la contabilità economica rispecchia, come dal punto di vista economico intendiamo patrimoniale, ragionieristico diciamo, rispecchia effettivamente la realtà dell'ente, non è proprio così. Per cui praticamente la contabilità patrimoniale che noi vediamo appunto che poi viene inserita anche con le scritture di partita doppia, non riesce mai, per quanto ci sia la possibilità di verificare i dati, non riesce mai a dare la reale rappresentazione contabile di quella che è la situazione economica dell'ente. Per cui quando noi vediamo questi dati dobbiamo prenderli con un certo, cioè è un tentativo diciamo che noi facciamo di riportare dal punto di vista economico i dati, però in realtà il bilancio dell'ente non rispecchia mai concretamente la realtà economica dell'ente. Questo è un limite che appunto si deve decidere a un certo punto se passare alla contabilità economica tout court come quella che abbiamo nelle imprese private dal punto di vista ragionieristico contabile o mantenere questa situazione ibrida. Cioè, finché diciamo che a livello internazionale altre realtà anche internazionali hanno già adottato un sistema economico negli altri stati, noi ancora siamo in una realtà ibrida, per cui vogliamo mettere dentro dei dati che però poi non sono significativi, per cui bisogna stare attenti appunto quando si vedono alcuni dati a capire come vengono interpretati. E diciamo qua poi l'influenza che può avere anche il bilancio dal punto di vista contabile è comunque si cerca sempre di sintetizzare quella che è la realtà dell'ente, per cui è un po' un lavoro diciamo interpretativo. Dal punto di vista tecnico comunque noi abbiamo verificato che l'equilibrio sostanziale esiste e dal punto di vista tecnico la nostra valutazione appunto è che il giudizio per il Consiglio Comunale, che è l'organo che serve, che deve poi approvare questo bilancio, è per il nostro giudizio positivo, cioè l'equilibrio è garantito dalle scritture contabili. Ecco. Bene, grazie dottor Girardi. Se ci sono delle domande di tipo tecnico, come facciamo di solito un giro di domande veloci su numeri, cose che non si sono capite nella delibera, le facciamo subito e poi apriamo la discussione. Consigliere De Antoni, domanda, prego. Sì, il dottor Girardi mi ha un po' anticipato i 3 punti che per i quali volevo chiedere un aiuto nell'interpretazione appunto al Collegio dei Revisori. Sì, ha detto sul fondo cassa, sì, è aumentato, è raddoppiato in 2 anni perché è aumentato di 4.300.000, quindi d'accordo un po' il Covid, però probabilmente ci sono anche altre cose che forse potrebbero diciamo essere approfondite. Io lo chiedo a lei perché ho cercato di parlare anche con gli uffici per capire alcune cose mi sono state dette, capisco anche bene che il fondo cassa aumenta se incasso i soldi dalla regione per dire e poi non riesco a spendere perché il Covid, ma insomma anche i ritardi che a volte ci sono negli appalti oppure nell'esecuzione dei lavori non mi consentono di spendere, quindi questa forbice aumenta in sostanza. Ecco, io chiedevo quale giudizio dà il collegio su questa cosa, lei l'ha un po' anticipato, ma è una cosa ancora impalpabile, non ben definita. Ecco, l'altro aspetto che ha toccato lei è quello degli equilibri del rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Lei ha citato le pagine della relazione vostra, io cito le pagine della relazione della Giunta, dove appunto, ripeto le cose che ha già detto, ci sono 3 indici, 2 sono negativi, uno è positivo, comunque quello che ho visto anche dalla relazione e quello che anche il Ministero chiede di rispettare è questo indice V2 che adesso è negativo per 595.000 euro e in relazione a questo l'ente è chiamato, dice proprio la norma, è chiamato a intervenire per cercare di liberare risolte dei suddetti vincoli formalmente attribuiti dall'ente, vincoli derivanti da trasferimenti, vincoli derivanti dalla legge. Nel nostro caso i vincoli sono quasi tutti posti dall'ente, perché su 2.245.000 sono vincoli messi dall'ente.
Volevo entrare su questo aspetto quindi dei vincoli messi dall'ente. Ci sono due importi grossi, uno di 1.115.000 che deriva dal reimpiego di finanziamenti del Fondo Investimenti Vincolati per Opere Pubbliche, che non sono ancora stati formalmente avviati e quindi i soldi sono stati comunque vincolati in relazione a questi interventi che erano stati in qualche modo definiti e finanziati l'anno precedente, ma non sono ancora partiti, non c'è stato fatto nessun atto per impegnarli. Di questi, ricordo, sono 400.000 euro per l'impianto di videosorveglianza, 250.000 euro per i marciapiedi per via della vallata e poi ci sono vari interventi sulla viabilità per 200.000 euro. Ci sono anche 200.000 euro per la strada di via Bressana, però questo credo che l'intervento sia già partito in sostanza, quindi diciamo quelli sono soldi che in qualche modo li devo considerare impegnati. Gli altri sono tutti soldi che sono ancora lì fermi perché le opere non hanno ancora iniziato il loro iter approvativo e quindi di appalto. L'altro importo grosso è quello di 1.130.000 per accantonamenti per riscossione coattiva. Mi è stato spiegato cosa vuol dire, in pratica se i consiglieri non lo sanno magari si può ripetere, che io dico forse con un eccesso di prudenza la Giunta ha deciso di vincolare questi importi perché? Perché nel bilancio ha messo tra i residui attivi gli importi legati al pagamento delle multe del codice della strada e all'IMU che non è stato pagato, è stata quindi comunicato agli interessati che devono pagare l'IMU, è stata fatta il tentativo di riscossione e adesso dobbiamo mettere a ruolo questi importi. Allora è la prima volta che vedo nel bilancio questo accantonamento. Chiedo al collegio dei revisori, è un accantonamento eccessivamente prudenziale? Potrebbe essere anche non applicato questo accantonamento e poi in sede di gestione del bilancio in relazione a quelli che sono i pagamenti eventualmente modificare questi importi, tenuto conto che comunque nel nostro prospetto sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione abbiamo già 1.782.000 euro erotti per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi non è la stessa cosa, cioè da un lato c'è un fondo che mi dovrebbe coprire i crediti che penso di avere e che forse non mi pagano, sono dubbi, però metto altri 1.130.000 per eventualmente coprirmi da eventuali mancati pagamenti per le multe mi sembra che sia una considerazione un po' troppo difensiva. Forse si potrebbe essere più coraggiosi e visto che, come vedremo nei punti successivi, avremmo bisogno di risorse per interventi importanti, perché non si può eliminare questo vincolo? La mia domanda. Per ultimo, il discorso che ha fatto lei sul rendiconto di amministrazione che prevede praticamente un avanzo di 6.689.000, che è leggermente inferiore a quello dell'anno scorso ma è sullo stesso ordine. Paghiamo tutte le fatture in pochi giorni, abbiamo residui attivi da 8.900.000, residui passivi di 6 milioni, tutti sono indicatori finanziari, tutti gli indicatori finanziari previsti dalla legge sono positivi, cioè quindi rispettiamo tutti i vincoli di bilancio, però se vado a leggere la contabilità economico-patrimoniale vedo che nel 2020 abbiamo avuto una perdita, chiamiamola perdita, di 1.096.000, nel 2021 di 2.264.000. Ho capito che è puramente dimostrativa questa cosa, ma è giusto fare lavorare gli uffici per una cosa che non serve a niente? È così difficile passare a questo tipo di contabilità? Cioè, lei ha detto che negli enti non si applica questa cosa, però per esempio nelle aziende sanitarie, quelle del Friuli perlomeno, è dal 2001, o no, ancora prima forse, dal 2000 insomma, che si applica già questa contabilità. Quindi costringere gli uffici e noi a leggere tutti questi numeri, che poi non servono a niente, qual è la sua considerazione più... Altre domande, però un po' più secche. Avevo detto che mi richiamo ogni volta che supero i tempi. No, era un po' articolato, ma insomma... Sì, era un po' articolata. Altre?
Consigliere Tonon, prego. Grazie Presidente. Anch'io ho un paio di richieste. Oh, scusi. Grazie. Un paio di richieste per i revisori del conto. Allora, lei ha detto che per quanto riguarda l'aumento del fondo cassa è, ahimè, purtroppo abbastanza diffuso in questi anni di Covid. Come giustamente ha fatto notare il collega De Antoni, però qui nel giro di 2 anni abbiamo più che raddoppiato. Siamo passati da 4 milioni e 3 a 9 milioni e 2. E la domanda è, questa esplosione, diciamo così, si riscontra anche in altri enti dal punto di vista percentuale o è un caso? Mi spiego perché. Il vero avanzo, lo chiamo così, giusto per farci capire, Covid, sono meno di 300.000 euro, giusto? Ovvio che invece nel fondo cassa entra ben altro, cioè anche tutte quelle risorse che il Comune ha introitato non direttamente come fondone Covid, che però non è riuscita, non si è riusciti a spendere nel senso anche investire. Allora chiedevo appunto se è la norma questo tipo di esplosione della cassa o meno. L'altra domanda, io vado un po' più a fondo di quello, cerco almeno, di quello che ha fatto in maniera molto precisa il collega che mi ha preceduto, per quanto riguarda la riscossione coattiva. Il vice sindaco ha detto che il 1.130.000 copre il 100%, sì esatto, cioè tutti i soldi che avanziamo. Allora, cioè, o riteniamo che i nostri concittadini, e non solo, perché la multa spero che non le prendano solo i nostri concittadini a Vittorio, sono dei pessimi pagatori, diciamo così, cioè riteniamo che nessuno pagherà un euro di debito. Ma mi pare un po' grossa, nel senso che non è prudenziale, come ha detto il collega, secondo me è illogica, detta molto francamente. Cioè è un modo fittizio per mettere via Skye, lo dico proprio papale, è un modo fittizio per accantonare risorse in modo che siano libere, perché non possiamo pensare di avere crediti per 1.130.000 euro e mettere a bilancio, nessuno li pagherà, per cui li mettiamo tutti da parte comunque. Questa è la filosofia, o sbaglio? Questa è la filosofia. Domanda, da un punto di vista tecnico, è una scelta coerente, logica o no? Punto di domanda, grazie. Bene, siamo già a 5 domande. Altre domande? Nessuna. Allora, do la parola al dottor Girardi per le 3 risposte o se vuole sommarle insieme. Sì, ecco, allora, parto da un presupposto. Allora, praticamente l'ente, noi siamo revisori, però sopra di noi c'è la Corte dei Conti. Per cui, da un punto di vista operativo, poi tutti gli indici, quelli che voi giustamente avete segnalato, ma anche ce ne sono anche degli altri, eccetera, vengono analizzati quando noi facciamo il questionario. Da quel punto di vista, da quel momento, se ci sono degli indici che sono, diciamo, un po' sospetti, ecco che la Corte dei Conti eventualmente ci manda una lettera dicendo avete verificato questo, per cui quello che voi fate, giustamente, che è il vostro ruolo inteso come consiglieri, noi lo facciamo anche noi, tecnicamente siamo richiesti, perché quando i nostri dati, questa relazione qua, non è che voi la vedete ma la vedono anche poi la Corte dei Conti qua del Veneto e va a fare le pulci su queste cose qua. Per cui praticamente su alcune cose che voi dite, da un punto di vista tecnico, ci possono essere delle rilevazioni, cioè delle valutazioni, però io vi dico che da un punto di vista mio tecnico, ma anche della Corte dei Conti, non è che la prudenza è vista negativamente, nel senso che da un punto di vista operativo politico, questo che voi dite può essere un segnale sul quale si può discutere, però da un punto di vista tecnico, essendoci dei residui attivi, noi dobbiamo verificare se questi residui hanno poi possibilità di essere, cioè devono essere già valutati da un punto di vista tecnico se sono reali o se sono fittizi. Questo compito lo facciamo anche noi. Poi l'ente stesso valuta se c'è una svalutazione
e poi effettivamente si può arrivare anche a essere troppo prudenti, però da un punto di vista tecnico noi non possiamo dire che non va bene questo. Da questo voglio dire, nel senso che meglio essere più prudenti per quel che riguarda i conti e anche per quel che riguarda, perché poi effettivamente se noi mettiamo dei dati che non sono quelli, poi qualcuno ci potrebbe essere anche un danno, che se tu metti un'entrata che poi non si verifica, voi capite che responsabilità l'hanno anche gli amministratori e anche i responsabili tecnici, per cui ecco, questo è un aspetto sul quale bisogna considerare anche questo, insomma, ecco. Sì, prego. Altra domanda? Prego. Ma se diciamo, la richiesta di pagamento è messa a ruolo, cioè perché questi soldi di cui parliamo, 1.130.000, allora abbiamo mandato la richiesta di pagamento, non hanno risposto nei 60 giorni, li abbiamo messi a ruolo, sì. Loro non hanno ancora risposto, adesso bisogna fare il recupero coattivo, non so come si chiami, ma voglio dire, se è messo a ruolo non è sufficiente per poterlo considerare un residuo attivo? Sì, beh certo. Altrimenti non potrebbe essere residuo attivo. È possibile, quindi non è necessario, è prudenziale ma non necessario mettere nel fondo vincolato l'importo relativo a questi richieste di pagamenti che sono stati messi a ruolo, perché non è mai stato fatto, adesso viene fatto ed è una cosa, cioè mi è risultata una cosa strana che è stata fatta, non ho da muovere una critica particolare, ma dico come mai gli anni scorsi non è stata fatta questa cosa e adesso viene fatta? Questo è un po' il caso che volevo sollevare. Io ho sempre saputo che se un pagamento, diciamo mancato pagamento, è messo a ruolo, può essere messo tra i residui attivi. Io le ripeto, mi scusi questa domanda. Poi. No, cioè, se è messo a ruolo, può essere messo a residuo attivo senza nessun'altra copertura? No. Io dico, cioè, dal punto di vista, probabilmente negli anni precedenti, questo si è verificato sostanzialmente nell'anno corrente, nel 2021, c'è stato questo incremento. Negli anni precedenti abbiamo recuperato 300.000, 400.000, 500.000 di finanziamenti. Scusa, ecco. Prego, dottoressa Vassore. Buonasera, lei fa riferimento agli avvisi di accertamento, sono due fasi distinti della riscossione dell'entrata, uno è l'avviso di accertamento e uno invece è la riscossione coattiva. La riscossione coattiva interviene nel momento in cui gli avvisi di accertamento non sono stati incassati, quindi noi ogni anno abbiamo l'importo di cui parlava lei come avvisi di accertamento, qui stiamo parlando di imposte tributarie. E per quanto riguarda il codice della strada, le sanzioni che seguono invece l'ingiunzione di pagamento e poi il verbale normale. La iscrizione a ruolo, come è, viene effettuata attraverso la riscossione coattiva, che non viene fatta tutti gli anni, si fanno dei pacchetti, degli stock di avvisi di accertamento non incassati. È per questo che c'è un importo così considerevole e riguardano degli avvisi, si può andare indietro negli ultimi 5 anni, per cui degli avvisi di accertamento emessi fino al 2017 che riguardavano il periodo di imposta 2012. Quindi noi chiaramente stiamo parlando al limite indietro, ma noi oggi, quest'anno, andremo quindi ad emettere dei ruoli riferiti a delle imposte anche del 2012, non tutte chiaramente. Per cui avevamo già emesso un avviso di accertamento che non è stato incassato. Tenga conto, e qui magari rispondo al consigliere Tonon, che la percentuale che adesso l'Agenzia Generale della Riscossione, ex Equitalia, nell'ultima relazione che ha fatto parla di un 1% di incassato rispetto ai ruoli che complessivamente gli vengono assegnati. Cosa diversa invece è i concessionari privati che arrivano a un 30%, poi dipende dalla tipologia di entrata. Quindi noi avevamo uno privato e
Stiamo parlando però di l'ultimo affidamento del 2017, quindi adesso vedremo come andrà. Certo che poi, qui magari anche il dottor Girardi può precisare il fatto che la parte di vincolo verrà liberata man mano che ci sarà la discussione. Consigliere Bagliana, domanda o intervento? Domanda. È un misto, scusi. No, no. facciamo le domande prima e dopo Allora, apriamo il dibattito. Vabbè, le domande, è una domanda tecnica, Sì, va sì. bene, ok. Allora, la Che domanda così facciamo tecnica... rispondere e dopo apriamo il dibattito. Sì, ma non so, ma questa domanda qua magari anche l'assessore mi può rispondere. Allora, la domanda tecnica è questa. E ho guardato la differenza del consuntivo di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso e ho visto che per la parte accantonata alla voce fondo crediti dubbia esigibilità è aumentata di 500.000 euro, cioè si passa per questo consuntivo 1.782.000 euro, mentre lo scorso consultivo era di 1.192.000 euro. Volevo chiedere a cosa si riferisce questi 500.000 euro. Forse avete anche già risposto, ma io non ho capito e non so se avete già risposto. Ecco, no. E questa è una cosa. E poi le altre domande che faccio è relativa alla parte destinata agli investimenti, alla quota dell'avanzo destinata agli investimenti che quest'anno ammonta a 1.308.000 e che si libererà appena verrà approvato questa relazione. Volevo chiedere, questi soldi quindi verranno messi a bilancio, non sono già stati messi a bilancio e verranno messi a bilancio nell'anno corrente, appena si viene approvato, con la prima variazione. E volevo chiedere, ma questo sarà un nuovo elemento di discussione, che destinazione avranno questi soldi, se avete già un'idea di quello che farete con questi soldi, e lo stesso vale anche per la quota dell'avanzo disponibile di 761.000 euro. Poi al revisore volevo fare una domanda, ma non so se lei può rispondermi, dottor Girardi, perché immagino non abbia seguito tutta una questione un po' che si protrae da 2 anni e che è relativa alla vostra risposta che avete, la relazione che avete fatto, cioè a pagina 26, è relativa alla verifica amministrativo-contabile del MEF. Naturalmente forse lei non è aggiornato rispetto a questo e quindi non vorrei chiederle informazioni magari alle quali momentaneamente non sa rispondere. Qui facciamo riferimento a una questione che avevo sollevato da 2 anni e che ho sempre seguito, e quindi volevo un attimo provare a chiedere se la questione è risolta. Non so se i consiglieri si ricordano rispetto alla verifica amministrativa contabile fatta negli anni precedenti. Rimaneva in piedi il rilievo numero 4. Qui nella vostra relazione scrivete che nel 2021 la Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per il Veneto ha comunicato il decreto di archiviazione del pubblico ministero rispetto ai rilievi ancora aperti. La mia domanda era, siccome era aperto il rilievo 4, che però aveva due elementi posti in essere. Uno era relativo all'accertamento della responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili di procedimenti amministrativi che erano venuti, e un altro era relativo alla irregolarità e eventualmente alla quantificazione delle somme e le modalità di recupero delle somme indebitate. Non so se lei... Io ho presentato adesso, prima della sua relazione, avevo presentato anche un'interrogazione scritta che penso alle quali mi darete risposta. Non so se lei è in grado di rispondere rispetto a questo, se no attendo la risposta.
va bene, quindi dico al sindaco gentilmente se può rispondere alla mia interrogazione che ho presentato scritta il prima possibile. Grazie. Bene. Vogliamo rispondere subito e dopodiché apriamo la discussione. Sì. Dunque, per quanto riguarda il fondo crediti dubbia difficilizzazione, è il risultato di una media matematica del rapporto tra l'incassato e i residui attivi iscritti a bilancio degli ultimi 5 anni. Quindi si basa sull'andamento storico. Chiaro che da un anno all'altro cambia perché slittando e cambiando in avanti l'arco temporale va da sé che può modificarsi il valore. In più tenga conto che negli anni, siccome questo fondo è quindi una posta passiva che nasce nel 2015 con l'armonizzazione contabile, negli anni il legislatore ha fatto sì che questa posta via via incrementasse il valore, nel senso che all'inizio il calcolo è sempre il medesimo. All'inizio consentiva agli enti di accantonare una percentuale più bassa, non ricordo se siamo partiti tipo dal 70 o 60%, e via via negli anni ha obbligato e adesso siamo arrivati al 100%. E quindi quello è il valore che sulla base dell'andamento degli incassi sui nostri residui attivi dobbiamo accantonare. Quindi non è possibile fare un confronto da un anno all'altro che posta è inserita e che posta no. Poi c'è tutto un elenco di voci che non rientrano nella svalutazione, tipo i trasferimenti dalle pubbliche amministrazioni non sono oggetto di svalutazione perché danno come principio dice che comunque prima o dopo verranno incassate, per cui non rientrano. Le entrate garantite da polizze fideiussorie non vanno svalutate, insomma c'è un dettaglio, ma non è possibile rapportarlo in modo preciso. Bene, apriamo la discussione. Vuole completare, dottore? No, parla. Bene, allora ringrazio il dottor Girardi e la dottoressa Vassore delle spiegazioni e ci vediamo il prossimo giro. Ecco. Arrivederci. Prego, prenotazioni. Non vedo prenotazioni. Passiamo a dichiarazione di voto. Se non vedo... allora... Rispondo a domanda del consigliere Bagliana. Allora, riguardo, mi sembrava la parte destinata agli investimenti e la parte totale disponibile. Allora, la parte destinata agli investimenti verrà inserita con la prossima variazione di bilancio. Le anticipo che è una parte destinata agli investimenti. Le richieste dell'ufficio tecnico, per capirci, sono molto superiori ai soldi che abbiamo e quindi è oggetto di discussione, e a breve verrà presentata una variazione in cui vi indicheremo cosa non abbiamo ancora deciso, insomma, però le richieste superano notevolmente. Ecco. Mentre gli altri 761.000 euro saranno disponibili dopo la verifica degli equilibri che va fatta entro il 30 luglio 2022. Bene, consigliere De Antoni, prego. Sì, la mia insistenza nel fare la domanda prima
revisore era proprio dovuto al fatto anche degli altri punti che ci sono all'ordine del giorno oggi, tra cui l'ultimo, insomma, che è appena stato inserito un giorno ieri in sostanza, perché effettivamente rispetto a questa situazione delle multe, per la semplificazione delle multe e degli importi IMU che non sono stati pagati, mi chiedevo se è proprio necessario, indispensabile, obbligatorio inserire questa voce che, diciamo, in qualche modo riduce la capacità di spesa dell'ente di 1.130.000, perché, dicevo prima, c'è anche il fondo per i crediti di difficile esigibilità. Non è sufficiente quello a coprire anche questo 1.130.000, perché il fondo crediti di dubbia esigibilità è di 2 milioni e rotti, no? Che, ha detto lei, viene calcolato sulla base delle medie, eccetera, ma nelle medie ci sono anche i soldi degli anni passati, tipo delle multe che devono essere pagate che non sono state pagate. Allora io ho l'impressione, che, scusatemi, non ho la capacità tecnica, le conoscenze tecniche per dire che ho ragione di sicuro, ma ho l'impressione che questo 1.130.000 vincolato sia una forzatura per una questione di prudenziale, d'accordo, ma che forse potrebbe anche essere accantonata avendo 2 milioni rotti, quanti erano non so, del fondo crediti di dubbia esigibilità, che comunque copre tutti i crediti di dubbia esigibilità, non quelli lì. Spiegatemi dove c'è scritto che non è così. Cioè, no, è un doppio fondo di sicurezza. C'è il fondo crediti di dubbia esigibilità e poi ci sono anche questi 1.130.000. Io vi invito, signor Sindaco, a approfondire questo aspetto, perché se potessimo liberare 1.130.000 invece che ricorrere al mutuo per acquistare il teatro, come parleremo dopo, sarebbe una bella immissione di ossigeno nelle casse dell'ente, insomma, ecco. E non è se c'è una illegittimità nel fare questo, chiaramente, ma se c'è possibilità di interpretare, come sto cercando di fare io, con minore attenzione questa cosa, io cercherei di farlo, perché insisto su questo argomento in relazione a quello di cui si parlerà dopo. Solo a fini collaborativi e senza fare polemiche, volevo segnalare, oltre a queste cose, diciamo, di natura così, diciamo, tecnica, alcune altre cose che riguardano un po' più la gestione, no? Ad esempio, mi sono soffermato sul rapporto, su un documento che è riportato a pagina 36 della relazione della Giunta, che è il rapporto tra entrate e spese dei servizi a domanda individuale. Cioè, si nota che sono tutti in disavanzo, no? questi servizi, lo sappiamo, storicamente non c'è niente da fare, però tutte le previsioni che avevamo fatto sono state un po' peggiorate. Non faccio ma c'è, non so, per un primo servizio era previsto che ci fosse un disavanzo di 18.000 euro e siamo passati a 47.000. Per il secondo 37.000 siamo passati a 40, per l'altro 115.000, 222.000. Cioè ci sono, voglio richiamare l'attenzione sulla necessità di seguire anche questi aspetti che sono poi importanti, perché alla fine il disavanzo rispetto alle previsioni è aumentato in maniera notevole, sommando tutto. Gli unici due, e questi li cito perché sono gli unici due servizi che, diciamo, hanno ridotto il disavanzo rispetto a quello previsto, sono le biblioteche e l'archivio storico, però insomma coprivano le entrate coprivano l'1,42%, adesso coprono il 3,75%, quindi proprio, ecco, non c'è da vantarsi di questa cosa. E poi l'altro appunto era quello legato all'uso locale di proprietà. Effettivamente lì la copertura, ma le cifre sono piccole, la cifra di copertura è il 90% prima, adesso siamo andati al 92%. Tutti gli altri hanno peggiorato il disavanzo. È un aspetto che gli uffici, insomma, dovrebbero monitorare forse con maggiore attenzione per capire anche perché succedono queste cose, insomma. E questo era un punto. Poi scorrendo velocemente quei prospetti in cui vengono riportati gli obiettivi strategici, operativi, le azioni, lo stato di attuazione, eccetera, rilevo alcune cose, diciamo, che forse meriterebbero
un approfondimento e comunque una spinta, insomma, nella loro diciamo, attuazione. A pagina 56, Carnielli. Non è successo niente nel 2021, salvo l'ispezione della provincia e il fatto che abbiamo comunicato l'esito di questa ispezione alla ditta. Forse qualcosa si dovrebbe muovere su questa cosa. Poi a pagina 55, questa era 56, a pagina 55 c'è impostare il nuovo PAT. Allora qui si dice: ricevute le indicazioni dell'amministrazione, adeguato le tavole e in corso la revisione finale delle norme tecniche attuative, raccolti gli spunti derivati dalla partecipazione a quelle riunioni che abbiamo fatto ancora a settembre, adottata la variante, anzi adottata e adesso è oggi approvata la variante per il recepimento UNESCO della zona UNESCO. Lì qualche cosa insomma si dovrebbe forse muovere un po' di più. Vabbè, poi a pagina 58 c'è una cosa che forse non so se è una cosa da eliminare oppure si può ancora considerare. C'era sulla migliorare le tecnologie dell'impiantistica per conseguire riduzione delle spese di contenimento dei consumi e sostenibilità ambientale. C'era la previsione di realizzare un nuovo campo fotovoltaico sulla discarica di Forcal. A parte i problemi diciamo che sono in piedi su quella, però credo che comunque la proprietà resterà privata, non so se, sì, per ora è privata, stiamo indennizzando i privati, pensare di fare un impianto lì, dopo, ora che risolviamo i problemi e che poi anche acquisiamo l'area, insomma, forse vabbè, si può anche forse soprassedere su questa cosa. L'altra cosa era, a pagina 61, quando parliamo del PUT, lì diciamo che è stata avviata, ho sbagliato pagina, no scusate ho sbagliato pagina, ma comunque lì si diceva in sostanza che era stata fatta questa sperimentazione del cambio di direzione su via Lioni e via da Ponte e che erano state riprese le rilevazioni del traffico sulla zona del... Però è passato 1 anno e mezzo da quando abbiamo assegnato sto PUT. Sì, continuare con le sperimentazioni, abbiamo visto che quelle fatte in casa non sono sempre buone, quindi eliminiamo almeno quella. Sul giornale era apparso una affermazione del sindaco in cui diceva che se forse si poteva ritornare da subito, è una cosa che tutti si aspettano e quindi sarebbe già una bella cosa. Scusate, ok, basta, solo queste osservazioni. Grazie. Consigliere Dus. Sì, buonasera innanzitutto. 3 velocissime osservazioni e domande. La prima è l'affidamento della gestione del campo da beach volley, che era scaduta il 31 marzo, se è stata rinnovata, visto che adesso andiamo incontro alla bella stagione, spero che magari vengano utilizzati adesso, se non lo sono già stati utilizzati. Quindi se è stata rinnovata quella convenzione là. Poi volevo capire se era stato assegnato il contributo alle piscine, un contributo che era stato dichiarato insomma ancora mesi fa sui giornali, se effettivamente questi soldi sono arrivati a chi di dovere. E poi un'osservazione su una delle iniziative. Qui si dice potenziare il sostegno alle iniziative che vengono svolte sul territorio. Mi deve essere perso il sostegno che il Comune ha dato all'iniziativa che si è svolta nel weekend, che ha visto 600 ciclisti attraversare la nostra città nell'ambito dell'iniziativa Veneto Gravel. Insomma, era un numero rilevante, è una delle tante attività che vengono svolte e che adesso stanno andando tra virgolette di moda. Secondo me è uno dei tanti filoni che andrebbe seguito, non so se è
all'attenzione dell'amministrazione. Nel tal caso lo porgo io perché credo, ripeto, che sia insieme al trail running e altre tipi di iniziative simili un volano per la nostra città, visto che insomma già i numeri parlano da soli in questo momento. Grazie. Grazie. Consigliere Bagliana. Sì, allora io adesso vorrei fare anche un discorso un po' più politico, perché con questi numeri ci capisco anche ben poco, però sì, perché tra più e meno, la cosa che vorrei chiedere all'assessore, in questi giorni è uscita la notizia, insomma, che il Comune di Vittorio Veneto ha un totale di avanzi di amministrazione, quindi in cassa 9 milioni di euro, no? E che corrisponde al vero. Di questi gran parte sono per gli investimenti e sono fermi, pari circa 7 milioni di euro, sono fermi perché non riusciamo a mandare avanti le opere. Allora, Assessore, molto candidamente, perché insomma io penso che il Consiglio Comunale abbia anche bisogno di confrontarsi tra di noi, i consiglieri devono confrontarsi per capire se effettivamente è un'affermazione che può stare in piedi, e secondo me in parte sì, perché ne dimostra alcune opere che sono state finanziate, che le troviamo poi nel piano opere pubbliche, no? Sono quelle che troviamo nel piano opere pubbliche e che devono ancora partire. Ecco, mi bastava, Assessore, se lei mi può dare una risposta rispetto a questo, quindi lei mi conferma che sul piano opere pubbliche vorrei capire, e però stiamo parlando del consuntivo, a quanto corrisponde esattamente la cifra per le opere ancora da far partire. Grazie. Grazie, consigliere Bagliana. Aspettiamo altre osservazioni prima di rispondere. Questa era abbastanza circostanziata, quindi si ricorda. Aspettiamo altre osservazioni. Ecco, il consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Allora, parto velocemente dalla questione del personale. Nella relazione si parla di monitorare lo stato di benessere organizzativo ed implementare le azioni di miglioramento. Da quanto si coglie e da quanto emerge anche dalla stampa, c'è stato ormai da tempo un turnover abbastanza accentuato, vuoi per pensionamenti, vuoi per trasferimenti, per promozioni o rimozioni, per trasferimenti ad altri enti. Non poche unità del personale non sono più presenti nel Comune. Io confesso che sono rimasto, glielo dico molto apertamente, Sindaco, perplesso quando lei uscì in questa sala, pochi mesi dopo la sua elezione, dicendo: perché il personale, rivolgendosi a me, non è mica contento, Io ovviamente non dissi nulla allora, perché lo ritenevo molto più signorile. Come puoi immaginare, quando uno si affaccia all'interno degli uffici come nuovo amministratore, viene subissato di richieste, di valutazioni, di proposte, di lamentele, le più varie, da parte di chi all'interno del Comune ci lavora e continuerà a lavorarci anche dopo che noi non saremo più amministratori. Io francamente mi sono sempre ben guardato dal portare all'esterno di quelle mura alcune valutazioni che erano state fatte nei confronti di chi amministrava prima di me. Me ne sono sempre ben guardato per questione di rispetto, per questione di educazione e perché ho sempre ritenuto che chi amministra faccia del proprio meglio. E non vuol dire che chi lavora per gli enti locali o non locali debba necessariamente approvare o essere d'accordo con le azioni amministrative di chi amministra. E per questo dico che sono rimasto piuttosto perplesso dalla sua uscita.
io mai mi permetterei di dire a chi amministra il personale non è mica contento. Io registro però i numeri, mi pare che più o meno metà vigili se ne siano andati in questi anni e altro personale se n'è andato. Non so se l'azione amministrativa, che peraltro ritengo doverosa da parte dell'amministrazione di cui lei è a capo, abbiano avuto un risultato efficace nei confronti della gestione del personale, pur difficile. Tant'è vero, dico la verità, quando si è trattato 8 anni fa di distribuire le deleghe, io ho detto subito dobbiamo trovare qualcuno che di personale se ne intende, perché io non lo farei mai l'assessore al personale. Credo sia uno dei compiti più difficili gestire, fra virgolette, gestire le persone. Non facile, per cui per questo mi sono sempre guardato dal fare valutazioni apertis verbis in tal senso. Però mi pare che quelle che lo stato di benessere organizzativo e implementare eventuali azioni di miglioramento non abbia ancora portato risultati efficaci e tangibili. Vado avanti. Per quanto riguarda, ritorno su quelli, anch'io perché ovviamente poi ne parleremo, fondi crediti di dubbia esigibilità. La dottoressa Alvassore, mi corregga per cortesia se ho inteso male le sue parole, dice che ovviamente questi si incrementano di anno in anno se non vengono fatte azioni di recupero. Mi pare naturale questo. L'aumento però mi pare abbastanza considerevole. Ora, che nel periodo del Covid ci siano state da parte di alcuni settori delle difficoltà economiche maggiori rispetto agli anni precedenti è indubbio. Peraltro che ci siano state da parte dello Stato dei cospicui aiuti in molti ambiti mi pare abbastanza altrettanto noto, diciamo, che poi il governo centrale non sia riuscito, fra virgolette, ad aiutare tutti in qualsiasi settore. Vabbè, sappiamo com'è variegata la società non solo italiana, per cui arrivare anche negli ultimi gangli penso sia davvero molto difficile. Però mi pare che rispetto a quelli che sono le risorse proprie, cioè quelle dell'ente, più le risorse che sono arrivate da altri enti superiori, mi pare che siano da un lato aumentate molti i fondi cassa, cioè soldi fermi, cerco di brutalizzare per non banalizzare troppo, soldi fermi, e dall'altro tanti, e dall'altro raddoppiata in 2 anni appunto il fondo cassa, e dall'altro però non riusciamo, abbiamo difficoltà, la stessa che aveva chi amministrava prima, abbiamo difficoltà a portare a casa i soldi che avanziamo, così penso che riusciamo a capirci tutti. La domanda è se riusciamo, se fosse possibile, visto che abbiamo, come ha detto la dottoressa Alvassore, delle percentuali storiche accertate di capacità di esazione, se noi almeno quella quota riusciamo a liberarla come quota di investimento, avremo meno difficoltà e lasceremo soprattutto a chi viene dopo un bilancio meno vincolato e vincolante, perché potremo usare risorse proprie senza indebitarci in sostanza. Per esempio, dei 1,3 milioni per investimenti sono vincoli che l'ente si è posto e come ha fatto notare prima il consigliere De Antoni, non tutti sono fra virgolette, bloccati, alcuni possono essere utilizzati. Dei disponibili dopo il 30 luglio abbiamo quasi oltre 700.000 euro e anche quelli sono disponibili per fare, sono liberi, fra virgolette, quindi l'amministrazione può farne l'uso che ritiene più opportuno. Se riusciamo ad essere più efficaci in questo senso, credo che avremo un bilancio più sano, soprattutto non faremo come è stato fatto con i derivati, compriamo noi
e facciamo pagare chi che viene dopo. Allora, se è in maniera limitata per investimenti che valgono la pena, sì, però ripeto, non dobbiamo zavorrare il bilancio vincolando chi amministrerà dopo, come è avvenuto con la nostra amministrazione e anche con la vostra, tant'è vero che avete dovuto, in barba a tutte le promesse elettorali, aumentare l'IMU per, come si dice, reggere il bilancio, perché sennò non stava in piedi, punto. Grazie. Altre prenotazioni? Assessore, prego. Allora, grazie Presidente. Allora, partiamo in ordine, cerco di rispondere, comunque qua poi la dottoressa Elvassore mi supporta. Veniamo al 1.130.000 di riscossione coattiva. Questi intanto non sono dentro nel fondo crediti di dubbia esigibilità, non sono lì dentro, sono qualcos'altro in più, ok? Quindi non fanno parte del 1.700.000, sono 1.130.000. Questi sono soldi derivati da accertamenti che abbiamo fatto dal 2012, per andare più indietro, in cui abbiamo mandato l'accertamento e questo non è stato pagato, non abbiamo avuto nessun rientro. Quindi sono persone, soggetti, che non hanno già pagato una volta. Okay? Quindi in via prudenziale, per decisione nostra, abbiamo deciso di svalutare questi crediti al 100%, perché effettivamente non sappiamo, se già non hanno pagato una volta, questa volta come andrà, non abbiamo proprio l'idea di come, e quindi via prudenziale abbiamo preferito fare questa operazione. Voi mi direte, troppo prudenziale? Anche può essere, però è il modo mio di gestire le risorse dell'ente e quindi poi di prendere decisioni in base alla sicurezza che abbiamo delle risorse che abbiamo a disposizione. Questo non vuol dire che non andiamo alla ricerca di ulteriori entrate, quello è quello che stiamo facendo e speriamo che entro fine anno avremo la possibilità veramente di trovare altre entrate, altre soluzioni su cui stiamo lavorando. Quest'anno in più ci è messo anche il dubbio, il problema della gestione calore, dell'aumento dell'elettricità, qui ci sono dei dubbi, quindi nella prossima variazione di bilancio vedrete che stiamo lavorando anche per mantenere gli equilibri e per trovare le soluzioni. Quindi questo è quello che abbiamo deciso, è opinabile, d'accordo, ma abbiamo deciso così. Riguardo alle domande del consigliere Dus, beach volley è stato fatto un bando proprio in settimana, la settimana scorsa è stato assegnato e quindi la gestione, adesso c'è una società che gestisce i campi e quindi saranno utilizzabili. Contributo piscine, ecco, il contributo piscine non è un contributo piscine, ma diciamo questo, sarà un contributo dato ai gestori di impianti sportivi comunali in base a un bando. Già stasera volevamo portare la variazione di bilancio, ma per problemi abbiamo avuto dei problemi di personale, diciamo, non abbiamo potuto portarlo stasera e preparare la variazione. Abbiamo chiesto alla Ragioneria dello Stato se era possibile utilizzare quei soldi là, perché c'era il dubbio che potessimo usare il fondone Covid, quindi quei 297.000 euro per fare un bando per la gestione degli impianti sportivi e in base a dei bilanci in perdita che presentano le società possiamo effettivamente dare un aiuto e questo verrà fatto con la prossima variazione di bilancio e quindi verrà dato poi anche il contributo alle piscine perché penso che le piscine presenteranno un bilancio notevolmente in perdita.
Ha accennato al Veneto Gravel, e su questo le do ragione. Ultimamente abbiamo visto, anche nell'ultimo mese, una serie di manifestazioni ciclistiche, specialmente con la Gravel, che attraversa il nostro territorio. C'è stata la Ronda, un'altra grande manifestazione il 10 di aprile, ci sarà l'Eroica il 1° maggio, e attraverso il territorio penso sul tracciato del percorso di Sant'Antonio, perché esattamente fanno lo stesso percorso, quindi arrivano da San Giacomo, attraversano Ceneda, poi salgono a Carpesica. È un'occasione da non perdere, e su questo cercherò. Noi con l'Eroica abbiamo collaborato, con Veneto Gravel sinceramente no, e questa è la sua osservazione. Cercherò di essere più attento la prossima volta. Consigliere Bagliana, fondo cassa, mi parlava dei 9 milioni, sì, il fondo cassa è di 9 milioni, abbiamo 3 milioni di opere finanziate che devono partire. Ecco. Grazie. Ci sono... Sindaco, prego. No, mi pare che il consigliere Di Antoni aveva tirato fuori anche altri punti. Se ben ricordo, parlava anche delle variazioni sul traffico della città, no? Diciamo così che il professor Della Lucia ha finito di fare tutti i suoi rilievi. Per far altro ha bisogno di andare avanti, ha già espresso verbalmente in riunioni apposite qual è il suo pensiero conseguente alle rilevazioni a tutt'oggi eseguite. Proprio stamattina ho chiesto di averlo per iscritto. Circa la variazione della direzione abbiamo già deciso di reinvestirle, sto premendo sugli uffici che trovino il tempo nel più breve tempo possibile per intervenire. Il PAT ci vuole tanto tempo, ma Vittorio è rimasto indietro penso per un qualche motivo, perché forse è più complesso degli altri posti da gestire. Stanno lavorando, le norme tecniche sono state approntate, penso che fra non molto si potrà mandare il tutto al Genio Civile per i passi successivi da eseguire. Un po' lento sì, ma così sta. Potenzialità nostre sono queste, ecco. Circa il Carnielli anche mi diceva, secondo me stanno procedendo, nel senso che non so se Covid, non so se altri loro punti vendita più importanti, che se non Vittorio Veneto, hanno lavorato abbastanza nell'ultimo periodo e credo stiano mettendo mano adesso. Questo mi arriva sia da note che sto seguendo anche dal punto di vista degli inquinamenti e degli interventi che sono necessari, e credo si stia muovendo qualcosa. Il Comune in questa prima fase aveva auspicato che ci fosse una collaborazione tra i confinanti in modo che il risultato fosse il migliore possibile. Forse non sono andati proprio a incontrarsi con le medesime idee. Credo che adesso si sia trovato una qualche forma di equilibrio, per cui ho l'impressione che si stia mettendo mano. Altri interventi?
Consigliere Dus, prego. Sì, per il secondo giro. Una breve riflessione. Abbiamo visto che c'è una, vorrei dire incapacità, ma sarò buono, dirò una difficoltà nel riuscire a spendere i fondi che ci sono a disposizione. Questo probabilmente vale qui come vale in altri comuni. E le difficoltà sono dovute alla carenza del personale, al turnover che non c'è stato per anni nel personale, eccetera, eccetera. Potremo parlarne per molto tempo di quali sono le difficoltà che devono affrontare i comuni. Però un invito mi sento di farlo all'amministrazione. Quando voi a inizio mandato avete scelto la strategia, anche perché erano tempi diversi, di approcciarvi ai bandi europei cercando di attingere a tutti i bandi, avete appunto messo in piedi una strategia di un certo tipo, che naturalmente impegna probabilmente tuttora gli uffici in maniera pesante. Rincorrere e partecipare ai bandi è uno sforzo notevole per gli uffici e ovviamente gli impedisce di portare avanti sia l'ordinario che magari dei progetti che sono già avviati o in corso di avvio. Ecco, l'invito che faccio, ad esempio adesso che c'è tutto il tema del PNRR, è quello, seppur posso capire che sia attraente il fatto che ci siano milioni di euro che girano, di considerare queste cose qui come degli specchietti per le allodole, perché alla fine, anche vincendo dei bandi, ci si trova poi nella difficoltà di riuscire a portarli, rispettare le scadenze e portare a casa il risultato. Non lo so come andrà a finire la vicenda del PNRR. Dal mio punto di vista è stata immessa una quantità eccessiva di denaro che ha drogato il mercato e ha drogato anche il sistema di assegnazione dei bandi e la gestione progettuale. E invece per l'ordinario ha bloccato, quindi l'assessore Fasan, che ha passato 5 anni a criticare la passata amministrazione dell'incapacità di realizzare opere, ora lo vediamo zitto zitto, buono buono, non intervenire a nessun consiglio comunale, perché anche lui adesso si trova nell'incapacità di portare avanti tutti i bei progetti che aveva in mente, per tutta una serie di motivazioni che non starò qui di nuovo a parlare. Allora, probabilmente c'è da fare una revisione di quelli che erano gli impegni che si pensava di poter assumere e si sono assunti magari 2 anni fa, e provare a capire qual è la strategia migliore in questo momento, perché altrimenti ci troviamo i prossimi 2 anni a partecipare a bandi e non riuscire a sistemare un marciapiede, perché i costi del marciapiede sono moltiplicati, l'appalto era stato vinto per 10, adesso costa 100, non c'è la possibilità di fare la revisione dei prezzi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo comporta che appunto abbiamo soldi, come mai si sono visti, fermi, e opere che non vengono avanti. È un paradosso, però questa è la realtà di questo momento. Ecco quindi che magari, torno a ripetere, attenzione a rincorrere i bandi regionali che poi abbiamo visto che vengono assegnati, poi non si capisce se vengono tolti, poi bisogna fare pagare i ricorsi. Alla fine in tutta questa vicenda le opere non vengono realizzate, gli unici che forse riescono a guadagnarci qualcosa sono consulenti e professionisti, che abbiamo visto in questo momento tra studi di fattibilità, progetti di massima e ricorsi sono gli unici che in questo momento ottengono fondamentalmente dei fondi, perché poi, ripeto, di opere concrete non se ne riesce a realizzare neppure una. Grazie. Consigliere. Altri interventi? Consigliere De Antoni. Io purtroppo sono testardo e quando non riesco a capire insisto. Abbiamo detto che ci sono
questi soldi che derivano da queste quote di multe e IMU non pagata che sono di difficile riscossione. Non mi riesco, cioè chiedo proprio di spiegarmi esattamente. Cioè, quando io leggo fondo crediti di dubbia esigibilità, leggo che, come noto, il nuovo sistema contabile armonizzato prevede che anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, vengano accertate per l'intero importo del credito. A tal fine è necessario effettuare nel bilancio di previsione un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione, cosa che abbiamo fatto. L'ammontare di tale fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formino nel corso dell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti. Allora la domanda che faccio è, cioè, questi 1.130.000 non rientrano tra questi crediti su cui abbiamo dei dubbi che possono essere effettivamente esigibili, Non è che non facciamo un doppio accantonamento, cioè facciamo quello del fondo e anche questo di 1.130.000. Cioè la domanda precisa è: il fondo crediti di dubbia esigibilità non copre quelli che abbiamo chiamato gli accantonamenti per riscossione, non copre i mancati pagamenti della riscossione coattiva. Mi risponda, dottoressa, per favore. È così? Ok. Altri interventi? Altrimenti passiamo in dichiarazione di voto. Passiamo in dichiarazione di voto. Prego, consigliere De Bastiani, intervento o dichiarazione di voto? Prego, consigliere, dichiarazione di voto. Se siamo arrivati alla dichiarazione di voto, noi annunciando il nostro voto contrario, però mi si obbliga a fare delle considerazioni. Immagino cosa penseranno e cosa hanno colto di questa discussione chi ci ha seguito da casa, al di là dei numeri e dei tecnicismi difficilmente comprensibili anche da noi consiglieri, figuriamoci dalle persone che non praticano appunto le modalità dell'amministrazione pubblica. Secondo me si fotografa una situazione avvilente e appare una città imbalsamata. Cioè, se noi a fronte di tutti questi soldi che abbiamo capito sono lì fermi, che non si riesce a spendere per vari motivi, per carità, e colpe di non sappiamo chi, no? Senza voler... la gente si chiederà ma perché, insomma, poi in più coglierà anche l'incongruenza, ma avete aumentato l'IMU, no? Perché vi servivano soldi e adesso i soldi sono là fermi e non siete in grado di adoperarli, ma che senso ha questo? Oggi uno mi diceva ma speriamo che non arrivino tanti soldi per il PNR ai comuni perché non sono capaci rischiano di non essere capaci di spenderli, ed è un po' quello che sta succedendo qui, che stiamo verificando questa sera. Dicevo, la fotografia è quella di una città imbalsamata, e se pensiamo alle varie cose che sono, le varie situazioni che sono ferme, l'elenco si fa infinito. Dalle piscine che aspettano di essere l'intervento,
Del museo archeologico, vi ricordate, è stata la prima visita che abbiamo fatto collettiva 3 anni fa, si doveva cercare, si doveva risolvere qualcosa, non se ne è più saputo niente. Una biblioteca che è in condizioni molto precarie, molto precarie. Piazza Duomo che doveva essere fatta ancora... Però scusi un attimo, Sì, mi dica. Allora, un attimo, questo Mi qua dica. dovrebbe essere una dichiarazione di Sì. voto. L'intervento doveva essere fatto prima, perché questo mette in difficoltà me, che dovrei lasciare replica evidentemente alla Giunta, quindi non è che sia proprio corretto del tutto. Quindi le chiedo la cortesia di andare Ma la dichiarazione di voto non si può, non si può ma argomentare. allora, era meglio fare, dal mio punto di vista, come suggerimento, fare l'intervento prima in modo che la Giunta potesse eventualmente replicare, perché in questo caso, in dichiarazione di voto, poi la Giunta non può più replicare. Vabbè, quindi ma la anche trovo... quando faccio l'interrogazione e rispondo io non no, posso ma, replicare che problemi ci sono. Un attimo, che problemi ci il sono? mio suggerimento sarebbe questo. Adesso cerchi di concludere e va bene così, però... Sì, comunque questa è una novità, Presidente, perché uno che fa una dichiarazione di voto, no, la motiva anche. Sì. No. Altrimenti No, non è scritto da nessuna parte che bisogna dire voto sì o voto no. Comunque concludo, per carità. No. Le ho rubato un po' di secondi, concludere. Cioè, voglio dire, l'elenco sarebbe lungo e li sappiamo, li conosciamo tutti quali sono le cose irrisolte della città. Serviva solo per ricordarlo. E parliamo spesso di coperta corta e in questo caso sembra che la coperta sia talmente larga che ci si perde dentro. Quindi il nostro voto, come dicevo prima, sarà contrario. Grazie, consigliere. Allora, altre dichiarazioni di voto? Altrimenti passiamo alla votazione. Signori, se volete dichiarare, e se no passiamo alla votazione. Consigliere Varaschin, prego. Grazie Presidente. Condividiamo anche noi la preoccupazione di questa fatica che si fa a spendere i soldi, specialmente nelle opere pubbliche. Però volevo riallacciarmi a quello che c'era scritto sul verbale dei revisori dei conti. Allora, oltre ad aversi fatto, diciamo, una specie di complimenti perché siamo riusciti a pagare con 12 giorni di anticipo sulla scadenza le fatture ai fornitori, ci ha anche detto, mi raccomando, state attenti di tenere dei soldi da parte, adesso non ricordo i termini giusti, per degli imprevisti che possono venire. Condividiamo in pieno la linea seguita dall'assessore, perché abbiamo visto appunto con i conti calore, con le bollette dell'energia, che fortunatamente, per fortuna, avevamo dei soldini da parte e siamo riusciti a pagare. Quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie, consigliere. Altri capigruppo? Consigliere Dus, prego. Costringe la dichiarazione io. Ho visto che si stava avventando sul microfono. No, è che vabbè. Se vuole sai che posso parlare per ore, quindi non ho problemi da questo punto di vista. No, ahimè non possiamo votare a favore. Possiamo votare a favore per le motivazioni che abbiamo già espresso, la serie che, come mi ricordava il consigliere De Bastiani, effettivamente parliamo di un'incapacità di riuscire a spendere dei soldi e è pur vero che è giusto, una parte di soldi sono stati messi in caso di emergenza e come abbiamo visto le emergenze pare che in questo periodo sono all'ordine del giorno. Ma è anche vero che abbiamo chiesto questi soldi qui non appartengono a noi, ne abbiamo chiesti di più
ai cittadini di Vittorio Veneto con l'aumento delle tasse, quindi delle due o l'una, o gli restituiamo o adesso riabbassiamo l'IMU, che può essere una proposta che si può percorrere alla luce del fatto che abbiamo dei soldi che non riusciamo a spendere, evidentemente di quei soldi là non abbiamo più bisogno. Quindi il nostro voto è astensione. Grazie, consigliere Dus. Bene, se nessun altro vuole dichiarare cosa voterà, passiamo in votazione. Allora, per la delibera in oggetto, favorevoli? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli. Contrari? 2. Astenuti? 4. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 10, silenzio. La delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 2, astenuti 4. Passiamo a votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli 10, contrari 2, astenuti 4. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla prossima. Il prossimo punto all'ordine del giorno è una variante urbanistica numero 68/2021 per l'adeguamento al disciplinare tecnico del sito UNESCO, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, contro deduzione all'osservazione e approvazione. Allora, scusate, prima di uscire, fermi tutti un attimo che vi do due indicazioni che ho detto ai capigruppo, ma le dico a tutti. Su questa delibera ci saranno due votazioni, una per l'accoglimento o meno delle controdeduzioni fatte dall'ufficio tecnico e la seconda per la votazione della delibera. Prego, uscite pure. Allora, lascio la parola al responsabile dell'ufficio tecnico, l'ingegner Curti. Prego, ingegnere. Buonasera. Questa sera portiamo in approvazione la variante di adeguamento al disciplinare UNESCO che abbiamo adottato lo scorso agosto. Dopo l'adozione, la variante è stata pubblicata, è pervenuta un'unica osservazione presentata dall'ufficio, peraltro su suggerimento di quanto emerso nella discussione in aula, nel senso che l'osservazione che l'ufficio ha presentato non ha fatto altro che elencare puntualmente quegli errori materiali che erano stati riscontrati nella stesura delle norme tecniche della variante. Osservazione che si propone di accogliere perché è meramente tecnica. Dopodiché tutto quanto il materiale, quindi la variante e l'analisi ambientale sono stati trasmessi alla Regione per la verifica di assoggettabilità alla VAS. La Regione ci ha risposto, con parere motivato del 30 marzo, dicendo che la variante in oggetto non è assoggettabile a VAS, pur tuttavia dà alcune indicazioni e prescrizioni che derivano dalle istruttorie fatte da altri uffici regionali piuttosto che da ARPAV. Di queste prescrizioni e osservazioni, la parte più sostanziale è relativa al fatto che comunque nella zona, sia nella core zone che nella buffer zone, ma comunque su tutto il territorio comunale, noi abbiamo sia ZPS che SCP, quindi zone di protezione derivanti dalla rete Natura 2000, e quindi si prescrive
l'applicazione delle norme relative a queste zone, che peraltro sono norme sovraordinate e in ogni caso vanno applicate. I progetti che vengono fatti già adesso, quindi indipendentemente dal fatto che ci sia la variante UNESCO, in aree che sono interessate da siti Natura 2000 o limitrofe e quindi interventi che possono in qualche modo influire, già oggi sono sottoposti a una valutazione di incidenza ambientale e quindi al rispetto di tutta la normativa relativa a questi siti. Altre prescrizioni che sono state fornite e che verranno poi recepite quando andremo a riscrivere nei prossimi giorni le norme riguardano i sistemi di illuminazione, laddove viene prescritto appunto che vengano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa, anche e soprattutto con attenzione a tutta una serie di insetti, in modo che siano sistemi di illuminazione, dice la Regione, poco attrattivi. E poi una attenzione alla permeabilità dei passaggi, delle viabilità che eventualmente si dovesse andare a realizzare in zona, sia in core zone che in buffer zone, per garantire il passaggio della fauna, eventualmente anche realizzando dei piccoli tunnel con gli inviti e quant'altro. Pertanto, con l'approvazione di questa variante, queste prescrizioni verranno poi inserite nelle norme. Poi c'è un'altra indicazione che dice di cartografare le zone, ma in realtà erano già cartografate, ma sulla tavola dei vincoli. Noi in Regione abbiamo mandato solo la variante e non la nostra tavola dei vincoli. Sulla tavola dei vincoli queste cose sono già tutte cartografate, quindi andremo a recepire queste prescrizioni. Quindi nei prossimi giorni, sicuramente già tra domani e dopodomani dovremo trasmettere invece tutta la documentazione così com'è in Regione, perché il 30 di aprile, quindi sabato, scadono i termini che la Regione ha dato per poter approvare queste varianti. Purtroppo il nostro Comune ha dovuto pagare un po' lo scotto di non avere il PAT e quindi rispetto agli altri comuni dell'area UNESCO abbiamo avuto questo periodo molto lungo dovuto proprio al dover acquisire il parere della Commissione VAS, che è arrivato 10 giorni fa circa, tutto qua. Rispetto a quello che avevamo visto quindi in adozione non ci sono modifiche sostanziali se non il mero recepimento delle prescrizioni impartite dalla Regione e nient'altro, perché poi comunque questa variante, come avevamo già detto, a parte inserire il perimetro della core e della buffer zone all'interno della nostra cartografia, recepisce in toto il disciplinare così come predisposto dalla Regione stessa, quindi è semplicemente un recepimento di una norma di carattere superiore. Grazie ingegnere. Bene, apriamo la discussione. Prenotazioni. Consigliere De Antoni, prego. Sì, solo diciamo una precisazione, perché in commissione è presente anche l'assessore all'urbanistica, il sindaco insomma, che è competente per l'urbanistica. Avevamo capito che l'unica osservazione, ma è giusto, l'unica osservazione è quella pervenuta dall'ufficio. Avevamo anche scherzato su questa cosa, no, ingegnere? Ci siamo parlati al telefono e quindi dico solo quello che è avvenuto. Cioè avevamo scherzato, l'ufficio presenta l'osservazione, l'altro, la stesso ufficio, quella che è sopra, risponde ok, hai ragione, no? E quindi siamo andati a casa contenti, c'è solo questa cosa. Poi, guardando un po' meglio le carte, quindi poi ho telefonato a un ingegnere che mi ha spiegato, oltre a queste osservazioni, che sono quelle che noi oggi valutiamo se accettare o meno, ma è indubbio che le accettiamo, perché sono a seguito di questi errori materiali, c'erano anche delle prescrizioni che sono, cioè l'ingegnere è un po' adesso semplificato, però ci sono 3 pagine fitte scritte da quelli che si occupano del VAS, che hanno detto non serve la valutazione, però dovete fare tutte queste cose. Poi ci sono quelle della Regione, dell'ufficio
direzione del turismo, che so cosa dica lei che cos'è, un ufficio operativo strategia regionale della biodiversità e dei parchi, che ha inserito altre 4-5 prescrizioni. Cioè, ecco, è giusto che anche gli altri consiglieri sappiano che, come adesso l'ingegnere ha detto, che oltre alla osservazione, che noi accettiamo indubbiamente, ci sono anche tutta una serie di prescrizioni più o meno importanti, che però al momento non erano state individuate e adesso abbiamo capito che ci sono. Non ho capito come facciamo a mandare avanti il documento alla Regione dicendo così: ok, l'abbiamo approvato, il documento allegato è quello, salvo le prescrizioni che avete fatto, che inseriremo nei prossimi giorni. Funzionerà così? L'importante è che accettino che viene rispettato il termine, ecco. Però ecco, forse ci fosse stato spiegato in quell'occasione che c'erano tutte queste cose, l'avremmo potuto anche approfondire meglio. Io le ho capite oggi pomeriggio dopo la telefonata fatta con l'ingegnere. Comunque anticipo il mio voto favorevole a questa adozione, perché diciamo non c'è niente da dire sul merito, insomma. Consigliere Dus. Sì, colgo l'occasione per fare un'altra occasione di questo tema per fare un'altra richiesta a lei, Presidente, se lo ritiene, naturalmente, e la Giunta se lo ritiene, di invitare la Presidente dell'UNESCO per raccontare anche al Consiglio Comunale cosa sta facendo, quali sono le iniziative che vengono messe in campo mi pare che sia una donna, quindi la Presidente, no? Non so chi sia. Sì, non l'UNESCO a livello di Parigi, ma l'UNESCO qua a Refrontolo, dov'è, insomma, ecco. Sì, no, non chiedevo tanto, insomma, ecco. Va bene. Ma credo che avesse capito lei, Presidente, giusto? Sì, ecco. No, ad esempio, perché una cosa che non riesco a capire è come vengono posti la cartellonistica patrimonio UNESCO. Perché girando nel territorio si vedono questi enormi cartelli. Vittorio deve ancora metterli, appunto. Allora mi domando, perché ci sono dappertutto? È responsabilità del comune o vengono... ecco, vabbè, insomma, era questo era il secondo punto, però al di là della cartellonistica sarebbe da capire se l'ente che è stato istituito, siccome è l'ennesimo che si occupa di coordinare le iniziative sul territorio legate a bla 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 bla, sia un carrozzone, come non credo essere, oppure sia un ente virtuoso, e allora magari la Presidente ci racconterà i virtuosismi che stanno mettendo in campo, perché francamente da umile consigliere io questi virtuosismi non li vedo. Grazie. Grazie consigliere, accettata la sua richiesta e lascio la parola al Sindaco. Vabbè, inviteremo la dottoressa Montedoro a raccontarci qualcosa. Di fatto quell'associazione si sta anche strutturando un po' alla volta, perché mentre all'inizio trattava quasi esclusivamente temi urbanistici, adeguamenti vari, censimenti vari, eccetera, poi è andata strutturandosi, faccio un esempio, anche dal punto di vista turistico. Abbiamo premuto fino al punto da generare la necessità di avere un'area UNESCO nostra come marchio d'area, in modo tale che ci connotiamo già molto per quello che siamo, no? Dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'offerta turistica nostra specifica. Per cui abbiamo premuto per differenziarci dalle altre zone della stessa OGD, perché diverso è trattare Oderzo, Mogliano, dal punto di vista turistico, la Castellana o noi, e quindi serve questo. In questo senso abbiamo creato un tavolo turistico con la presenza naturalmente dell'OGD, perché il costrutto bisogna rispettarlo, però è nell'ambito dell'associazione UNESCO che si procede anche su temi sempre diversi. Col direttore dell'associazione, dottor Vantaggi, stiamo facendo dei censimenti, per esempio, di teatri, sale conferenze particolarmente prestanti, in modo tale da generare un qualcosa di tipico nostro con vitalità nostra.
cartelloni, non solo i cartelloni, ogni municipio dei comuni facenti parte dell'UNESCO è stata predisposta una targa in bronzo e non è stato facile, alla fin fine abbiamo deciso tutti dove piazzarla fuori del municipio. Sono stati prodotti questi cartelloni molto grandi, previsti per le statali e per le provinciali. Per cui mentre per le provinciali c'è quasi facendo parte la provincia anche dell'associazione UNESCO, è stato lasciato un pochettino campo libero di esporli, basta che non generino problemi alla circolazione, insomma, che non disturbino, mentre per la statale ci sono delle procedure in più per poterli apporre sulla statale. I nostri uffici si stanno dedicando a questi ultimi 2 cartelloni sulla statale, perché noi siamo diversamente agli altri attraversati anche dalla statale. Quando avrà definito quello si andranno fuori a mettere, ci vorranno 2 pali per ciascuno perché sono molto grandi, e vediamo di piazzarli sui punti di ingresso del comune. Ok. Altri interventi? Consigliere Bagliana. Allora io non mi ripeto rispetto all'intervento che avevo fatto i mesi scorsi relativo a questa variante. Mi preme sottolineare che almeno il disciplinare tecnico appunto ha la funzione di salvaguardare appunto il territorio, e suddiviso poi in core zone, buffer zone e zone limitrofe. E l'unica cosa che avevo sollevato anche la scorsa volta, una cosa, ingegnere, le volevo chiedere, la questione delle prescrizioni ci viene richiesta perché appunto noi non abbiamo il PAT o è stata richiesta a tutti i comuni? Volevo dopo, se mi dice anche questo passaggio, quindi penso sia una cosa interessante la questione delle prescrizioni, anche se come dice lei, già quando si fanno gli interventi ci sono le normative superiori alle quali bisogna fare riferimento, a prescindere poi se effettivamente è scritto nel testo del comune. Dicevo appunto, questo disciplinare tecnico è stato fatto appunto per salvaguardare, insomma, cercare di dare, insomma, di salvaguardare il territorio, l'aspetto culturale e paesaggistico. L'unica cosa che però, l'avevo detto la scorsa volta e che ancora una volta mi trova in disaccordo rispetto alle scelte fatte da questa amministrazione, è che nello stesso disciplinare, a pagina 15, diceva che le prescrizioni assumono carattere indicativo e di buona pratica nelle aree riguardanti il buffer zone e le aree limitrofe. Cioè queste disciplinare vale soprattutto per le core zone, mentre nelle altre sono di carattere indicativo e di buona pratica, però dava facoltà ai comuni di disporre analoga prescrittività anche per i territori compresi nelle buffer zone e nelle aree limitrofi. Io l'ho detto la scorsa volta e lo ribadisco questa sera, secondo me dobbiamo fare un atto di coraggio ancora un po' più grande e andare anche a tutelare tutto quello che è l'interland della core zone, e proprio applicando questo disciplinare anche a queste zone. Ecco perché io posso già fare la dichiarazione di voto: noi ci asterremo rispetto a queste scelte. Grazie. Grazie, consigliere Bagliana. Consigliere Tonon. Sì, grazie. Probabilmente una quisquiglia, ma giusto per capire, se posso chiedere all'ingegnere. Quando parla dei pareri che riguarda le prescrizioni degli enti regionali, c'è scritto ritenuto, allora, mentre per quanto riguarda il punto precedente, ritenuto di fare proprie le ragioni e le motivazioni contenute nella controdeduzione e quindi accogliere l'osservazione, vuol dire che l'osservazione entra tout court nel piano, giusto? Poi invece dice ritenuto altresì di fare proprio i contenuti dei pareri, quindi le prescrizioni di cui faceva cenno prima il collega,
che dovranno essere, quindi non entrano adesso, che dovranno essere recepiti in fase di adeguamento al voto, ma lo votiamo adesso, e di attuazione della stessa, quasi fossero due momenti diversi l'adeguamento e l'attuazione. Ma siccome la votiamo adesso, mi chiedo perché non entra subito, non entrano queste prescrizioni? Perché dovranno essere recepite in fase di adeguamento al voto. Domanda giusto per capire, cioè se le mettiamo subito dentro non abbiamo risolto il problema, perché poi pare quasi che ci sia un adeguamento al voto, per cui in sostanza gli uffici dovranno prendere le prescrizioni e siccome il Consiglio Comunale mi ha detto di metterle dentro, adesso le metto dentro. Mi pare di capire, se le mettiamo subito non c'è problema. E poi la fase di attuazione quale sarebbe quindi? Punto di domanda. Grazie. Prego. Allora, parto con la domanda che ha fatto la consigliera Bagliana. Purtroppo siamo l'unico comune che è dovuto andare in VAS, quindi è l'unico comune che ha avuto queste prescrizioni, intendo quelle tipo quelle sulla luminosità o piuttosto che quelle sulla permeabilità dei percorsi. Le altre, che pure sono prescrizioni, in realtà derivando dalla normativa sui siti della Rete Natura 2000, comunque sono applicate da tutti i comuni, indipendentemente che qualcuno ce lo dica. Per quanto riguarda invece l'osservazione del consigliere Tonon, mi rendo conto che quando uno scrive le cose pensa una cosa ed è convinto che tutti la leggano allo stesso modo. Allora le traduco quello che noi volevamo scrivere qua, perché mi rendo conto che è scritto male. Però purtroppo solo quando qualcuno te lo fa notare ti rendi conto che non era scritto in modo cristallino. Allora, mentre nel primo ritenuto c'è anche scritto di fare, non fare, questa è la proposta perché il Consiglio potrebbe anche respingere l'osservazione, poi come si diceva prima questa è un'osservazione tecnica guardate che ci sono degli errori di scrittura, mettiamoli a posto, quindi insomma... Però in teoria su qualsiasi osservazione potrebbe essere respinta. Nel secondo ritenuto è solo di fare propri i contenuti, ma chiaramente non possiamo fare diversamente essendo prescrizioni che ci derivano da un ente sovraordinato, che saranno recepiti in fase di adeguamento al voto. Tradotto, questo vuol dire che una volta che il Consiglio ha votato, noi comunque dobbiamo adeguare la struttura delle norme, fosse altro per mettere a posto tutti quegli errori che avevamo elencato. Quindi in quella fase troveremo anche l'articolo corretto dove inserire queste prescrizioni. Dopodiché la fase di attuazione è quella dei 15 giorni dopo della pubblicazione della variante e quindi quando diventa efficace a tutti gli effetti. Il problema che noi abbiamo, che accennavo prima, è che domani mattina, venerdì mattina, manderemo il pacchetto in regione, così com'è, dove chiaramente, ma la regione questo lo sa benissimo, non avremo ancora scritto sulle norme di attuazione di inserire i punti luce che non diano fastidio agli insetti. Ma è come se ci fosse già dentro, cioè se anche noi lo dovessimo scrivere fra un mese, fra 15 giorni dalla pubblicazione le dobbiamo applicare tutte queste prescrizioni. Cercheremo di scriverle il primo possibile, chiaramente, ma sono operative dal momento in cui questa variante diventa efficace. Sì, mi rendo conto che scritto così non è chiaro come sembrava a noi che lo stavamo scrivendo. Mi spiace. Altre osservazioni? Passiamo alla dichiarazione di voto. E poi le due votazioni. Dichiarazione di voto. Allora, passiamo alla votazione per il recepimento, pagina 3 della delibera. Di esprimere parere favorevole all'accoglimento, tra l'altro
favorevole all'accoglimento dell'osservazione dell'ufficio urbanistica presentata in data 24/8/2021, protocollo 30.371 legata al presente atto. Ok, quindi di esprimere parere favorevole. Ok? Allora, favorevoli? Unanimità, contrari 0, astenuti 0. Quindi esprimiamo parere favorevole, è accolto. Ora votiamo la delibera. Favorevoli alla delibera? Allora, 1, 2, 3, 4, 14. Favorevoli 14. Contrari, scusate, contrari 0. Astenuti 2. Contrari 0, astenuti 2. La delibera è approvata con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 2. Bene. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'integrazione che vi è stata mandata ieri. Acquisto teatro Lorenzo da Ponte. È un atto di indirizzo. Qua lascerei la parola al sindaco che vi dà delle delucidazioni su la velocità con cui abbiamo dovuto un attimo proporre questo punto. Eccoci qua che siamo tornati l'altra volta, ne avevamo parlato così come informativa. Questa volta è un primo passaggio che facciamo qui in Consiglio Comunale perché entro il giorno 29, cioè entro 48 ore, dovremmo produrre quanto richiesto da Fondazione Casamarca e la sua filiazione Caspineda come manifestazione di interesse su quella struttura. Questa sera quindi non siamo chiamati a disquisire sulle modalità, sui valori, su eventuali utilizzi eccetera, ma semplicemente a mantenere la possibilità, qualora lo dovessimo decidere in un prossimo Consiglio Comunale, di poter acquisire a patrimonio vittoriese quella struttura là. Quindi mi pare che non ci siano ulteriori specifiche da fare, a meno che non ci vengano richieste. Ecco. Bene, grazie Sindaco. Apriamo un attimo la discussione. Consigliere De Antoni vuole prenotarsi o è indeciso? È indeciso. Per questa volta l'ha preceduto il consigliere Dus. Consigliere Dus, prego. Sì, Presidente, lei dice apriamo un attimo la discussione, come la liquidiamo in 5 minuti, tanto siamo tutti d'accordo. No. Calma. L'apertura della discussione significa Calma. aprire la discussione, non che siamo tutti d'accordo. Fermandoci un attimo, ci sono alcuni aspetti di questa vicenda che secondo me vanno chiariti, perché non è un'operazioncina banale. Perché se abbiamo appena detto che abbiamo soldi a disposizione, ma c'è difficoltà a spenderli, abbiamo chiesto uno sforzo di più ai nostri cittadini chiedendo un aumento delle tasse, ora impegniamo il Consiglio e le prossime amministrazioni con un investimento importante. Allora, la prima domanda che pongo è l'urgenza. Francamente è abbastanza insolito che un ordine del giorno così importante venga portato così fuori sacco, seppur annunciato una settimana fa dal sindaco. Oggi ci viene proposto sì un atto di indirizzo, però un atto di indirizzo che naturalmente impegna l'amministrazione di fronte ad un altro ente e quindi ha sicuramente un atto di indirizzo pesante. Ecco, non è che gli stiamo dicendo sì, ci stiamo pensando, stiamo dicendo
vogliamo procedere verso una certa direzione. Allora, prima di scegliere qual è la direzione da imboccare, credo sia necessario, da parte di tutti i consiglieri, una riflessione su questa tematica. Allora, una delle riflessioni che faccio appunto è quella legata alla disponibilità economica finanziaria dell'ente, ma non solo. L'altra riflessione che pongo è quella della proposta economica di vendita, perché non stiamo parlando di un bene appetibile o quantomeno così appetibile sul mercato. Stiamo parlando di un bene che o acquista il Comune di Vittorio Veneto o viene fatta una variante urbanistica e quel bene diventa qualcos'altro e allora qualcuno può avere l'interesse. Faccio ad esempio, non so, ne parlavo con i consigli di minoranza l'altra sera, Cinema Italia a Venezia è stato trasformato in un supermercato. No. Allora, c'era bisogno evidentemente a Venezia. O il fondo dei tedeschi, esatto. Allora, voglio dire, però se noi vendiamo, se la fondazione vende il teatro, non so quanti si presentano alle porte della fondazione a bussare e chiedere vendetemi il teatro. Ecco, quindi chi può comprarlo siamo probabilmente solo noi. Allora, il prezzo che viene proposto, sì, è un prezzo che viene proposto, però alla fine possiamo anche scegliere di pagarlo un po' meno, anzi molto molto meno. Ecco, questa è una delle tante riflessioni che faccio. La seconda, l'ennesima riflessione è legata al fatto che c'è un teatro nelle disponibilità del Comune già ad oggi, che è quello in area Fender. È un teatro a tutti gli effetti e è del Comune, non è di altri, è dato in gestione ad altri, forse riuscirete un giorno a portare avanti la convenzione, non lo so, però è un teatro monco a cui mancano dei finanziamenti perché si completi e che diventi totalmente operativo, quindi delle strutture ci sono già, quindi anche questo va messo nel bilancio della riflessione su quale strada intraprendere. Poi abbiamo concluso un consiglio comunale la scorsa settimana in cui veniva detto non possiamo portarci a casa la gestione di un parco perché sarebbe un onere troppo gravoso per l'amministrazione. Ed oggi ci portiamo a casa forse la gestione di un teatro che non mi pare sia poco gravoso. Allora, uno si dirà, ma come fai a paragonare un parco ad un teatro? Per carità, nessuno li vuole mettere sullo stesso piano, però vuol dire che allora le risorse ci sono quando si vuole trovarle. Un'altra riflessione, abbiamo detto che non ci sono i fondi ad oggi, non siamo in grado di spenderli per tutti di nuovo piscine o quantomeno per il palazzetto. Però adesso ci impegniamo a spendere una cifra ingente per il teatro. Ecco, queste sono delle riflessioni che così a mente calda riverso su quest'Aula perché francamente appunto di questo tema se ne è sentito parlare in maniera frettolosa in questa settimana eppure ripeto, è una scelta importante perché vincola non solo questa amministrazione, ma soprattutto quelle che verranno, perché è un impegno che ci porteremo avanti per i prossimi anni. E non vorrei, come è stato già accennato prima dai consiglieri Tonone e De Antoni, che si ripercorra un po' l'operazione derivati, cioè che si fa l'operazione per portare a casa dei risultati riconoscibili, però poi i debiti se li lascia pagare a quelli che vengono dopo. No. Se si decide di prendere la strada, i debiti iniziamo a pagarli noi, non quelli che verranno dopo, perché francamente io questa scelta qua faccio fatica ad avallarla. Grazie consigliere Dus. Consigliere De Antoni. Io sono assolutamente d'accordo nel votare a favore alla manifestazione di interesse sull'acquisizione del teatro. Secondo me è un patrimonio importante dal punto di vista storico e culturale della nostra città e a cui non vogliamo e credo non possiamo rinunciare.
Si tratta di un impegno economico certamente molto rilevante, che si aggiunge a una serie di altre emergenze che dobbiamo affrontare con urgenza, come la ristrutturazione delle piscine, diceva anche Dus, la messa a norma del Palazzetto dello Sport, la biblioteca di Cenere, la discarica di Forcal, per citare solo quelle che mi sono venute in mente più rapidamente. Però l'urgenza nel prendere decisioni così importanti, e anche qui dico che forse Cassamarca poteva anche svegliarsi un po' prima, perché diciamo la lettera che ho visto è del 4 di aprile, insomma il bilancio l'avevano chiuso anche un po' prima, potevano anche forse sì, parlarne prima con voi, insomma col comune, ecco. Però questa urgenza non ci consente di approfondire oggi tutta una serie di considerazioni di tipo economico-finanziario che io cercherò comunque, mi permetta, di enunciare oggi in maniera tale che intanto si possano approfondire e poi prima di arrivare alla decisione finale comunque di aver tentato di percorrere tutte le strade. Io ne individuo alcune, ce ne possono anche essere delle altre, però vediamo. Allora, la capacità di indebitamento del comune è davvero molto elevata. La norma prevede che l'importo degli interessi complessivi da pagare, quelli già in essere e quelli da pagare con nuovi mutui, debba essere inferiore al 10% delle entrate correnti, cioè i primi 3 titoli dell'entrata. Nel 2021 l'importo dei 3 titoli era 19.400.000, quindi noi potremmo fare mutui per i cui interessi da pagare ogni anno sono di 1.940.000 euro. Oggi gli interessi che noi paghiamo sono pari allo 0,35 rispetto al 10, allo 0,35 di tale importo, quindi 60-70 mila euro. Quindi questa grande capacità di indebitamento chiaramente è frenata dal fatto che in questi anni dobbiamo rimborsare con le spese correnti gli importi dovuti ai derivati, quello che accennava prima. Nel 2024, tanto per ricordarci, ma l'assessore al bilancio ce l'ha ben presente, 1.600.000 euro, no? Quindi è chiaro che in questo momento è difficile proporre di fare un mutuo così importante che non sarebbe niente per la forza la capacità finanziaria del comune, che però sono difficili da trovare per questi 3 anni. E allora io dico che forse potremmo cercare di fare uno sforzo, e ho tentato prima di portare avanti questo discorso dei fondi vincolati per questi residui, diciamo, di dubbia esigibilità. Ho cercato di insistere su quel tema perché mi sembrava che poter liberare 1.130.000 euro fosse già un buon 50%, insomma, di quello che, quasi un 50% dell'importo che la Cassamarca ci chiede per questo. E quindi il mutuo da fare era metà, e quindi rispetto a quello che ha detto anche lei in commissione, cosa potrebbe essere, a seconda che sia 20, 25, 30 anni, a seconda che sia la Cassa Depositi e Prestiti piuttosto che un'altra banca, l'importo comunque della rata sarebbe, che comprensiva di interessi e capitale, comunque sarebbe intorno a 130.000 euro, no? All'anno, più o meno 130, 140, 120 a seconda. Quindi stiamo parlando di questa cifra che capisco possa essere importante in un bilancio per le spese correnti ingessato o bloccato da questi derivati. Allora io dico, oltre a questo fatto dei fondi vincolati che mi è stato detto, ci credo, non si possono utilizzare, però in bilancio, come è stato detto da qualcun altro prima, ci sono quindi nel conto consuntivo 1.308.000 euro di interventi in conto capitale e 761.000 euro che si libereranno dopo l'approvazione del documento a luglio, quello aiutami, avete capito? Sì, no? Ecco. E quindi diciamo questi soldi in qualche modo saranno disponibili, quindi teniamo conto nel ragionare sul mutuo anche di questi soldi che saranno disponibili. Poi ci sono quegli altri però 1.115.000 euro che sono vincolati per opere pubbliche che non sono ancora formalmente avviate, ad esempio, dicevo prima, la videosorveglianza, la sistemazione della via, il marciapiede della via della Vallata e altri 200.000 di interventi sulla viabilità. Sono così urgenti questi interventi rispetto a questo intervento che dobbiamo fare in base alla richiesta della Cassamarca? Si può fare forse un ragionamento,
su questo. E poi io ho un'altra proposta da fare che diciamo farà forse sorridere qualcuno, ma io penso che forse si potrebbe anche tentare di rinegoziare con Rete Ferroviaria Italiana l'accordo per la realizzazione del sottopasso di Via Callarga. E mi spiego. Già noi abbiamo rispettato il termine per la chiusura del passaggio a livello su Via dei Ganutti in sostituzione di quello su Via Martel. Conosco bene la convenzione e so che parla anche delle altre cose e c'è l'impegno da parte dell'amministrazione di completare i lavori su Via Callarga entro il maggio del 2023. So anche che in corso di svolgimento è stato affidato lo svolgimento per la gara per la progettazione, quindi siamo ancora in quella fase, tenuto conto di quello che è successo anche a livello nazionale e a livello internazionale. C'è stato il Covid, c'è stata la guerra, ci sono stati ritardi da parte un po' di tutti, i costi delle materie prime sono aumentati, cioè si può forse pensare di ragionare con Rete Ferroviaria e chiedere un rinvio dei termini che sono stati fissati. Ci impegniamo comunque a fare, ricordatevi che nella convenzione, oltre all'impegno di realizzare il sottopasso di Via Callarga, c'è anche l'impegno, virgola, una volta trovati i soldi, virgola, di chiudere anche il passaggio di Via Martel, ecco, c'è anche quello. Ecco, c'è da dire che comunque Rete Ferroviaria non ha ancora mantenuto gli impegni che aveva preso nei nostri confronti, perché nonostante qualcuno non abbia mai visto la convenzione che era stata firmata dall'amministrazione precedente, c'è ancora l'impegno di Rete Ferroviaria a realizzare il sottopasso di stazione, con uscita anche sul lato ovest della stazione e con realizzazione di nuovi marciapiedi delle relative pensiline a servizio dei viaggiatori. Io non so se sono state realizzate, mi sembra di no, quindi penso che abbiamo anche un minimo di possibilità di ragionare su questo. Il ritardo di 2 anni su questa cosa potrebbe esserci molto utile per utilizzare 1.200.000 Consigliere De Antoni, le do altri 10 secondi e poi chiudo. Le do altri 10 secondi, qua, va bene, dai. Altrimenti si faccia il secondo intervento. Ok, va bene. Guardi, questo è il regolamento, lo ha richiamato lei, questo è il regolamento, 7 minuti, le lascio 10 minuti. Questo è un problema di Lana Caprina che lei Ecco, questo è un problema di Lana Caprina. Lo ha invocato lei il regolamento e questo è il regolamento. Faccia il secondo intervento se vuole, di seguito. Questo è il regolamento. Certo, l'ha richiamato lei la scorsa volta. Avanti con gli interventi. Impari a fare gli interventi più sintetici, perché tutti li fanno in 7 minuti e lei ogni volta sfora. Mi scusi. E dopo è inutile che se la prenda quel presidente, perché il presidente una volta va bene, 2 volte va bene, ma dopo basta, perché è l'unico che sfora ogni volta i 7 minuti. No, ce ne sono tanti che portano contributi. Prego, consigliere Rossetti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io non entro nel merito economico dell'operazione. Ho sentito parlare di storicità del rapporto città di Vittorio Veneto teatro. Sono venuto a conoscenza delle informazioni che trovo interessanti. Allora, si ha notizia che già nel 1830 un gruppo di notabili vittoriesi decisero di costituire una società per la realizzazione di un teatro cittadino. Nel 1843 iniziarono i lavori di costruzione in quello che era chiamato Fondaco delle Biade, che noi oggi conosciamo come Loggia dei Grani. E l'inaugurazione del teatro è avvenuta nel 1879. La capacità allora era di 650 posti. Il teatro sociale, così si chiamava, nel 1938 passò nelle mani del comune che gli cambia nome in Teatro Rossini. Nel 1955 il teatro venne venduto a un privato e lo trasformò
in Cinema Teatro Rossini. L'acquisto della Fondazione Cassamarca e la nuova inaugurazione nel 2002 è storia recente. Allora, l'allora Teatro Sociale, poi Cinema Rossini e ora Teatro da Ponte hanno rappresentato e rappresentano tuttora un punto di riferimento della vita sociale e culturale di Vittorio Veneto. Io mi auguro che questo punto all'ordine del giorno sia di buon auspicio per riavere in futuro un teatro comunale. Si dice, io condivido il fatto che la cultura è alla base della società, quindi io dichiaro già da adesso che sono favorevole. Poi il mero conto economico spero che lo facciate bene, e quindi già da ora io dichiaro il mio voto favorevole al tentativo di acquisizione del Teatro da Ponte da parte del Comune di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere Rosset. Consigliere Pagotto, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera il Consiglio Comunale ha chiamato a decidere se dare pieno mandato al Sindaco per trattare l'acquisizione dello storico teatro vittoriese, il Teatro da Ponte. Teatro che caratterizza la storia e la cultura della nostra città e che a mio avviso deve assolutamente entrare a far parte del patrimonio immobiliare del Comune. Una città storica come Vittorio Veneto non può non avere un teatro storico come questo, specie se l'acquisizione può essere fatta ad un prezzo d'acquisto vantaggioso, anche se tutto da definire. Ho già espresso largamente al nostro Sindaco la mia volontà nel poter concretizzare questo progetto, dunque mi auguro che tutto possa terminare con l'acquisizione dell'immobile. Grazie. Grazie consigliere Pagotto. Consigliere Bagliana. Allora, sì, io sinceramente questa sera sono un po' demoralizzata, amareggiata un attimo, ma vi spiego anche perché. Perché su un argomento così importante, dove c'è necessità di riflettere, secondo me, in modo accurato, insomma, dove c'è necessità di avere tempo per riflettere e di raccogliere degli elementi importanti per poi decidere, il voler voluto portare questo delibera, che è sì un atto di indirizzo, ma non è un mero atto di indirizzo di tipo generico, è un atto di indirizzo che va verso una determinata soluzione, un determinato obiettivo, e anche perché nel deliberato ci sono impegni abbastanza importanti verso questo obiettivo, quindi non possiamo scambiare questa delibera come un mero atto di indirizzo. Tanto è vero che è stata portata all'ordine del giorno a Consiglio Comunale già convocato, è vero che è stato applicato l'articolo 36,3 del regolamento, dove c'è la possibilità appunto di aggiungere argomenti all'ordine del giorno di un Consiglio Comunale già convocato, però mi sembra mi evidenzio che l'importanza poi di questo atto di indirizzo avrebbe avuto necessità di avere maggior tempo per la preparazione poi di quelle che sono poi le riflessioni che emergeranno, che stanno emergendo questa sera. Quindi qua noi stiamo manifestando un interesse per l'acquisto di un immobile da parte dell'amministrazione, quindi del comune, quindi dei cittadini, perché a me alle volte sembra che ci scordiamo questa cosa, che stiamo parlando, stiamo rappresentando i cittadini e su un peso, su una soluzione così importante, su un obiettivo così importante, io penso fosse stato necessario
aprire anche un dibattito, non solo da un punto di vista all'interno di questo Consiglio, ma un dibattito di tipo partecipativo. Anche perché alle volte non riusciamo a rispondere. La mia sensazione, scusate se ve lo dico, ma andando per strada, quando gli ho detto, non so se voi avete avuto reazioni contrarie, a me la prima sensazione che mi hanno detto, ma guarda, l'intenzione del comune di comprare il teatro da Ponte, e la prima reazione di qualcuno è stato, ma di cosa stiamo parlando? Se facciamo fatica a concludere delle operazioni, se facciamo fatica a completare, a sistemare le piscine comunali, se facciamo fatica a sistemare degli immobili, ora ci accogliamo anche l'ennesimo immobile. Allora, quello che vi dico è che a me sembra che la percezione all'esterno, ma questa è una mia considerazione che faccio, è che il comune sia, l'ha detto prima il consigliere De Bastiani, fermo, non sia un comune che sta dimostrando una certa dinamicità, e quindi capite che l'immagine che esce all'esterno, ripeto, dal mio punto di vista, è di questo tipo. Ora, se con questa proposta si vuole fare appunto un altro impegno, ecco, sarà il caso di spiegarlo bene ai tantissimi cittadini che tra l'altro hanno avuto l'aumento dell'IMU e anche altri aumenti. Quindi quello che noi stiamo andando a fare è un ulteriore impegno, un ulteriore aggravio per le casse del comune di Vittorio Veneto. Allora, detto questo, questa delibera prelude ad un acquisto certo dell'immobile, perché sfido qualsiasi persona a smentirmi che domani a una valutazione sì, del costo finanziario e della capacità dell'ente non ci sia una risposta positiva. Certo che c'è, l'hanno detto più di una volta i revisori dei conti, che la capacità di indebitamento dell'ente è da considerarsi buona. Bene, iniziamo a fare mutui per tutte le cose che sono state elencate prima, dalle piscine al museo archeologico, alla sistemazione di altri impianti sportivi e tante altre cose. Quindi questa è una scelta che l'amministrazione fa, ma secondo me assolutamente da valutare e da fare in modo accurato e attento. Altra cosa che vorrei evidenziare: la delibera di questa sera all'interno riporta delle convenzioni che sono state firmate per il passato, però queste convenzioni naturalmente non sono allegate alla delibera, all'atto di delibera. Quindi capite bene che in 48 ore andare a rivedere, a ricercare tutte le convenzioni che sono state fatte, gli importi poi pagati eventualmente per l'affitto, tra virgolette, delle convenzioni, diventa cosa improponibile. Quindi anche questo mi viene da dire, cioè almeno aver allegato alla delibera le convenzioni, gli atti citati in questo documento, sarebbe stato cosa almeno interessante per agevolare anche la discussione di questa sera. L'unica cosa che io in 48 ore sono riuscita a recuperare è questa famosa nota di Cassamarca, di Fondazione Cassamarca, rispetto al Comune di Vittorio Veneto, che invia al Comune di Vittorio Veneto in data 5 aprile, quindi 20 giorni fa, in cui appunto dà comunicazione della disponibilità di Fondazione Cassamarca di cedere l'immobile per la cifra di 2.500.000 euro. Intanto vorrei capire, Sindaco, se in questi 20 giorni lei non ha ritenuto il caso di avvisare il Consiglio Comunale che c'era questa proposta. Però ce lo avvisa la settimana scorsa, quindi voglio dire, anche qua è un gioco un po' a ribasso, perché se c'era questa proposta almeno 20 giorni, non è che siano tantissimi 20 giorni neanche per fare le valutazioni, però qualche margine in più di tempo per lavorarci e per ricercare alcuni elementi di discussione sarebbero stati interessanti. Ricordo che la convenzione con Fondazione Cassamarca quest'anno scade il 30 settembre del 22, quindi non capisco perché Cassamarca
Fondazione Casamarca avanzi questa proposta ancora a convenzione in essere, in atto, e non aspetti almeno la fine della convenzione. Tra l'altro, dagli elementi emersi, mi sembra di capire che Fondazione Casamarca dice che non è più in grado di garantire delle convenzioni a basso costo con noi, quindi l'importo aumenterebbe in misura abbastanza consistente per i futuri anni se dovessimo continuare a fare delle convenzioni, però non specifica di quanto sarà questo importo. Anche questo è un ragionamento da fare, cioè almeno una valutazione. Io dico, le do le 10 secondi e se no continua col secondo intervento. sì, allora, sì, Continui ecco, pure. finisco solo questo discorso dicendo che anche questo è un elemento interessante da sapere, cioè quanto sarebbe eventualmente l'importo annuo da pagare, e sono tutti elementi che ci aiuterebbero a fare un ragionamento molto più compiuto rispetto a quello che dobbiamo fare questa sera. Poi finisco nel secondo intervento. Grazie. Consigliere De Nardi. Grazie Presidente, buonasera. Io non voglio far perdere tempo al Consiglio, quindi non ripeto quello che è già stato detto dai consiglieri Dus e De Antoni, con i quali mi trovo perfettamente d'accordo. Dico solo in aggiunta che mi sarebbe piaciuto, per un'operazione di questa importanza e a fronte di una richiesta di Casamarca, diciamo così, di decisione in tempi spicci, ma cerco di essere, diciamo così, polite, che chi ha richiesto al Comune di accelerare, insomma, di fornire una risposta in tempi considerevolmente rapidi, venisse questa sera a fare due parole al riguardo, nel senso che è successo più di una volta che soggetti esterni rispetto al Consiglio Comunale relazionassero, parlassero, rappresentassero la situazione in Consiglio Comunale, e quindi non mi sarei scandalizzata, anzi avrei trovato molto cortese da parte della Fondazione fare una scampatina fino a Vittorio, alla quale avrei chiesto ad esempio come mai il valore è iscritto per 8 milioni e improvvisamente decidono così di offrirlo al Comune a 2 milioni e mezzo. Quali siano i processi decisionali, i ragionamenti che sottendono a questa valutazione. Niente, dico, sarebbe stato bello, credo che sarebbe stato anche utile per la discussione in Consiglio Comunale. Rilevo che non è avvenuto, che evidentemente la Fondazione ha presumo preferito non fare questa scelta. Insomma, credo che se avesse chiesto di poter parlare in Consiglio Comunale nessuno di voi l'avrebbe impedito, quindi do per scontato che non abbiano voluto farlo. E niente, insomma, è un aspetto che mi lascia un attimino perplessa e che credo deteriori il complesso dei ragionamenti che verranno fatti stasera, ma anche in futuro, quando poi eventualmente, molto probabilmente credo, arriverà la proposta di delibera di acquisizione vera e propria del compendio immobiliare. Grazie consigliere. Consigliere Casagrande. Sì, sarò breve perché chiaramente per evitare un po' di confusione anche per i cittadini. Sì, volevo rispondere in seguito all'intervento della collega Bagliana che citava la chiarezza e il nostro senso di responsabilità nei confronti dei cittadini. La delibera dice di manifestare un interesse di acquisizione, quindi è chiaro, il tempo è breve, ci sono dei motivi bilancistici, probabilmente il fatto che da più di 8 milioni si passi a 2,5 è proprio una deduzione di valore per cercare magari di venderlo anche velocemente. Si sta
manifestando un interesse sul quale verranno fatte delle analisi economiche e verranno poi riportate qua in Consiglio alla nostra votazione. Non stiamo né sperperando né dando soldi a una fondazione né facendo qualsiasi atto che vada a rovinare il conto economico del nostro comune. È un'esplorazione. Se il sistema reggerà in termini economico, come già menzionato precedentemente, e al posto di spendere dei soldi per avere un'ottantina di giorni ci portiamo a casa un teatro che credo che a livello anche storico-culturale sia un valore aggiunto, ben venga. Poi tutto il resto lo si può ragionare da ora in poi, ascoltando magari i cittadini che possono dare delle soluzioni su quelle che possono essere le attività da portare avanti nel teatro o nelle giornate che avremo a disposizione. Ecco, un po' di chiarezza, che non ci si confonda a casa che stiamo spendendo 2,5 milioni dopo aver parlato anche di bilancio. Ecco, grazie. Grazie consigliere Casagrande. Prego Sindaco. Un attimo, allora consigliere De Bastiani, prego. Sì. Mettendo insieme le carte che per venire in Consiglio Comunale questa sera mi è capitata questa citazione che cade a pennello di un filosofo tedesco che non conosco, un allievo di Heidegger, che dice: la cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. Mi è sembrata una bella definizione di cultura e ho voluto usarla come premessa alle considerazioni che voglio fare, no? Mi è venuto in mente intanto subito quell'articolo che noi avevamo preparato per il giornalino comunale e che non ci è stato consentito di pubblicarlo, dove facevamo delle considerazioni sulla navigazione a vista che sta effettuando questa amministrazione in questi 3 anni. Praticamente è programmazione zero, e questo è un altro, l'ennesimo caso appunto di mancata programmazione e di avvenimento accidentale che capita nel corso del nostro mandato, no? E che non è giustificabile, cioè non riusciamo a capire, non si riesce a capire come mai questa proposta, questa decisione debba essere presa adesso su 2 piedi nel tempo di una settimana neanche, quando la cosa è di enorme importanza, a mio avviso, e di un impegno non indifferente. La prima cosa che, per esempio, che mi hanno chiesto le persone con cui io mi sono confrontato è ma quanto costerà mantenerlo? Ecco, era il caso, no, di avere il tempo e la possibilità di analizzare questo aspetto, perché più ancora di quanto costerà, alle persone interessa sapere quanto costerà, e questo magari era un motivo di dibattito e di confronto che poteva alleggerire la decisione che dovremo prendere. L'altra domanda che mi sono fatto è: ma questa richiesta di cedere la proprietà immobiliare del teatro viene fatta solo al comune di Vittorio Veneto oppure vale per tutti i beni strumentali della Fondazione Cassamarca? Perché io ho letto, per esempio, che la stessa proposta, che è leggermente diversa, ma comunque è stata fatta dal comune di Conegliano, però ho anche letto che il sindaco Chies di Conegliano ha dichiarato: sì, sono mesi che ne stiamo parlando con Fondazione Cassamarca. Lo ha dichiarato. Avevo letto anche un articolo un mese fa che era venuto sul signor Gobbo, dove si aveva detto, no? Ci piacerebbe che il comune acquistasse il teatro, e il sindaco mi sembra aveva risposto, almeno così da fonti giornalistiche, e magari avessimo i soldi per poterlo fare. Ma
Ma sì, si parla di 15 giorni, di un mese, 2 mesi fa, quindi voglio dire, veramente è navigazione a vista. Speriamo di non impattare sull'iceberg, perché diventa pericoloso. Io sono abbastanza tranquillo perché questa delibera non impegna all'acquisto, non impegna niente. Cioè non vedo l'impegno che eventualmente questa sera viene dato, perché è scritto nella delibera che comunque ogni decisione, fatte le dovute valutazioni, sarà votato dal Consiglio Comunale, e quindi su questo aspetto però ancora non capisco tutta questa fretta. Cioè, questa fretta è dovuta da che cosa? Voglio dire, se noi siamo gli unici, ma se noi siamo, questo poteva anche spiegarlo prima. Se il comune, se i cittadini, mettiamo le cose, se i cittadini di Vittorio Veneto sono gli unici che possono permettersi di acquistare quell'immobile, è dato per scontato che nessun altro privato o ente sarà interessato all'acquisto, io penso che i cittadini di Vittorio Veneto abbiano tutto il diritto di prendersi le cose con la dovuta calma e con tutti i tempi che necessitano. Quindi, per esempio, quello di questa sera mi sembra una forzatura. La congruità del prezzo, per esempio, è un elemento da valutare. Sì, sembrano pochi rispetto a 8 milioni, però secondo me le valutazioni vanno fatte, vanno approfondite. Probabilmente, adesso lo dico così da profano, probabilmente avrà avuto anche degli ammortamenti quell'immobile, per cui forse non vale più gli 8 milioni che valeva all'inizio, probabilmente. Per il momento mi fermo qui a queste considerazioni e dopo eventualmente l'altra cosa che volevo dire, sarebbe bello, sarebbe opportuno prendersi i tempi per sottoporre la questione alla cittadinanza, magari attraverso i consigli di quartiere, oppure quelli di San Giacomo, va bene, anche quello di San Giacomo. Silenzio per cortesia da questa parte. E non sarebbe male sentire anche l'opinione della cittadinanza in una assemblea, per capire, per sentire, visto che appunto il bene andrà pagato nei prossimi anni e dai cittadini. Grazie consigliere De Bastiani. Adesso lascerei la parola al sindaco che ci spiegherà come mai si è dovuto fare così velocemente. Allora, su una cosa sono d'accordo. Come diceva il consigliere De Antoni, stiamo parlando di una cosa importante per tanti motivi, e tutti noi vittoriesi ameremmo avere quella struttura a patrimonio. Su questo non ci piove. E questa sera, al di là di tutti i discorsi fatti, ai quali adesso posso anche provare a rispondere, noi questa sera siamo chiamati a dire ci interessa o no. Poi, se avete, e questo sarebbe sufficiente, poi se leggete il punto 3 della delibera, si dice di dare mandato all'amministrazione comunale e ai competenti uffici di verificare la congruità del prezzo e la conseguente sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione e gestione del bene. Quindi tutto quello che hai detto è già scritto qua, è già chiaro, è già limpido. Noi questa sera dobbiamo soltanto dire ci piacerebbe averlo o no. Se la risposta fosse no,
si cestina e si risponde no grazie, tenetevelo. Se la risposta è sì, io continuerò a fare quello che ho cominciato a fare da inizio di questo mese, perché è vero che questa è stata mandata agli inizi di aprile, adesso siamo alla fine di aprile e una settimana fa vi ho detto che c'era questo tema, ma io nel frattempo non sono stato fermo, sono andato a vedere di cosa si trattava, ho cercato di capire il perché, sono andato a esplorare quali fossero possibili forme di approccio a una spesa di questo tipo, quanto questa cifra potesse essere anche rimodulata, in modo tale che, quando ve l'ho detto, ho intravisto una cosa che era possibile, con diverse soluzioni. Questa sera già qualcuna era venuta fuori per facilitare, per favorire l'acquisizione. Altre ce n'è anche altre, e noi ci incarichiamo, voi questa sera ci incaricate di appurare un po' tutto, per poi alla fine tornare qua a decidere. Quindi mi pare che questa fretta, che voi dite fretta, è una fretta limitata soltanto a dire se ci interessa o no. La fretta è dovuta al fatto che Fondazione, ce lo dice qua per iscritto, ha bisogno di avere almeno una manifestazione di interesse nostra, espressa nella giornata di domani, perché per il 29 lo devono mettere come minusvalenza rispetto al valore a cespite storico che hanno, in modo tale da assorbire, chiamiamolo il colpo, e sistemare un pochettino i loro conti. Ci hanno chiesto solo una manifestazione di interesse. I conti poi si fanno in base a un valore che deve essere non da noi definito congruo, ma da esperti che possano definirlo tale. Se non fosse congruo dovremmo dire di no o proporre il nostro valore. I costi dell'operazione comportano anche che nel momento in cui dovessimo acquisirlo rinunceremo all'IMU che oggi incassiamo, perché Fondazione paga l'IMU, perché è suo il cespite. Domani sarà nostro, anche quella è una spesa. Al contrario, no? Cioè un mancato introito. Oggi, le spese attuali quali sono? Le spese attuali, da quando lo gestiamo noi, le assorbiamo già tutte noi. Che cambia è soltanto il fatto che la proprietà comporta anche gli interventi di manutenzione straordinaria, che adesso sono in parte di Fondazione e in parte ancora nostri. Quindi tantissimi elementi che vanno a determinare quello che è una valutazione sia in ordine economico che anche nella valutazione dei costi indotti dalla gestione. E quello è il passo che viene dopo. Questa sera dobbiamo dire: ci interessa o no? Consigliere Bagliana, mi pare di aver capito che non è che ti interessasse tanto, che non era una roba tanto importante. Marco Dus dice: ma abbiamo già il Fender, sì, faremo il concorso internazionale di violino là e teniamo chiuso l'altro, no? E ne diversi tipi di cose. Stiamo parlando del da ponte stasera. Basta, nient'altro, non c'è nient'altro. Bene. Consigliere Tonon? Sì, grazie. Allora, parto dal contenuto della proposta, cioè della lettera che il Presidente della Fondazione Cassamarca ha inviato al Sindaco. Parla di norme che costringono, in base a quello che c'è scritto nella lettera, la Fondazione non più a proporre i propri immobili in convenzione, ma con un canone di locazione. Così c'è scritto, se non ho capito male, nell'incipit della lettera. Quindi mi pare di capire incidentalmente per cifre ovviamente superiori rispetto a quelle francamente modeste che il Comune ha pagato in questi anni, fatto salvo ovviamente le responsabilità e le manutenzioni che erano e sono a carico del Comune. Ora andare a
verificare perché Cassamarca intenda e Caspineda insieme intendano fare questa proposta al Comune, di fatto non è compito nostro. Potremmo anche chiedere, sì, come ha fatto visto che è una SRL, si vede anche, Caspineda è una SRL, quindi al bilancio si vedono anche gli ammortamenti, visto che sono pubblicati, capire se e quanto è ammortizzato, però francamente ci interessa fin là, potrebbe essere ammortizzato del tutto, poco o niente, sì, di fatto non incide sulla trattativa, o meglio incide sul loro bilancio, ma ripeto è cosa che non riguarda il Comune di Vittorio Veneto. Piuttosto la metterei, la vedrei da un altro punto di vista, che è quello che ha detto il collega, il mio capogruppo prima. Se non la vende al Comune, a chi la vende? A nessuno, ritengo. Siccome qui qua a Vittorio non abita Elon Musk, a cui potremmo dire una briciola, anziché metterla in Twitter mettila lì, ma non abita qui, quindi sicuramente difficilmente troveremo qualcuno che mette qualche milione o centinaia di migliaia di euro per un teatro che sappiamo benissimo sarà un costo e non una risorsa dal punto di vista economico-finanziario. È un altro tipo di risorsa molto più importante, però è un costo comunque da un punto di vista del bilancio. Allora, Cassamarca e Caspineda, la fondazione, hanno questo, fra virgolette, peso da un punto di vista economico. Presumo che non avrebbero fatto questa offerta se non fosse conveniente, almeno per ragioni di bilancio, farla. Quindi è chiaro che a Fondazione Cassamarca va bene venderci l'immobile. Ritengo opportuno e soprattutto doveroso quello che il sindaco ha sottolineato al punto 3 della delibera, anche perché sennò non si potrebbe deliberare altrimenti. Anche se non si tratta, per quanto riguarda la valutazione, di un immobile, fra virgolette, normale, nel senso che una valutazione economica, allora un conto se parliamo di cosa costa farlo, un conto se diciamo cosa vale economicamente, perché allora abbiamo un costo di costruzione indubitabilmente rilevante, abbiamo una resa economica negativa, quindi abbiamo due parametri molto diversi, dipende se ci, come dire, guardiamo più all'uno o all'altro, cosa non facile. Mi astengo, se non con due parole, di fare una valutazione invece dal punto di vista dell'investimento culturale della città, perché l'hanno già fatto sia l'amministrazione sia vari colleghi prima di me, e indubitabilmente è una risorsa preziosissima, anche se non è detto che debba essere in proprietà. Mi spiego, a Conegliano l'Accademia non è del Comune, però lavorava, adesso ha qualche altro problemuccio, vabbè. Comunque per anni ha lavorato e non è di proprietà del Comune di Conegliano. Tant'è vero che a noi dico come città è andato bene finora, che pagando poco, diciamolo, abbiamo avuto un signor teatro. A questo proposito, siccome si parla 2002, quindi a 20 anni, questo teatro, la domanda è anche questa: l'impiantistica com'è? Com'è l'impiantistica? Chi l'ha frequentato un po', dico solo la cosa più banale ma più visibile, guardi un po' il palco com'è, in dialetto si dice le lasciaparlo par man. Ma presumo anche, da quanto ricordo, l'impiantistica, penso che quella che riguarda la sicurezza sia molto impegnativa. È citato anche nella delibera, ci sono anche le vasche sotto Piazza Minucci, e anche quelle sono un impegno con le pompe di sollevamento, l'impianto sempre in pressione, eccetera. I costi non sono da poco e se bisogna valutare la messa a norma degli impianti, non si parla poi dell'impianto audio, sappiamo che a questa cifra, che spero non sia questa ma ben più bassa, dovremo aggiungere ben altre cifre successivamente, e quindi è bello, è giusto, è bello
è auspicabile che la città abbia un teatro, ma sappiamo anche, cioè dobbiamo essere ben consci che non è, oddio che bello essere ben, siamo a posto. No, adesso cominciamo a spendere. Adesso cominciamo a spendere. Se poi facciamo la valutazione che quello è un investimento in cultura, e come ha detto prima, citando il filosofo di cui mi spiace, non ho capito il nome, ha citato il collega De Bastiani, c'è un investimento che porta frutto, basti vedere l'ultimo libro del ministro Franceschini, con la cultura si mangia, anche questo è vero, ma per chi ha l'immobile intanto è un costo. D'altro canto, dico anche una cosa, le città capoluogo, diciamo così, di comprensorio come Vittorio, hanno inevitabilmente alcune spese che altri paesi non hanno. Le scuole superiori, a parte la questione della gestione provinciale dalla norma, ma i trasporti, le piscine, palasport, eccetera, i paesi limitrofi li hanno? No. No. Il teatro i paesi vicini li hanno? No. I cinema, anche se sono privati, li hanno? No. E sono tutti carichi anche urbanistici che fanno capo, piaccia o non piaccia, alle città che hanno un minimo di rilievo più grande. Così come noi, se vogliamo andare a sentirci un'opera o un concerto di particolare che non troviamo in zona, andiamo nelle città più grandi perché ci interessa vedere quel tipo di spettacolo, di evento culturale, eccetera. Per cui dobbiamo anche farci carico di guidare, fra virgolette, in qualche modo, quella che è la, sì, finisco subito Presidente, quella che è la, come dire, un'operazione culturale che deve coinvolgere la nostra città. Detto questo però, ripeto, siccome impegniamo le tasche dei nostri cittadini, prima di tutto una verifica non puntuale, certosina della vera situazione dell'immobile. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere Dus? Il secondo intervento però è mio. Sì. Perché lui ha fatto... Sì, lei Sindaco ha ridotto il mio intervento, che credevo fosse ben più articolato, alla battuta: cosa facciamo? Il concorso di violino, l'area Fender. E allora, se la mettiamo su questo piano, voglio vedere io la selezione che farà quando gestirà il teatro sulla qualità degli eventi che verranno svolti a teatro, perché fino adesso fondamentalmente il teatro è stato dato a chiunque ne facesse richiesta, più o meno, ecco, no. E compreso nella sua amministrazione, non che, ecco, quindi mettiamo le cose in chiaro. Allora, se adesso decidiamo che il teatro deve essere utilizzato solo per eventi qualitativi di un certo livello, diciamo alle scuole che vanno a fare la recita che vadano all'area Fender, che può essere una scelta che posso anche condividere, però faccio presente che fino adesso questa cosa non è stata fatta. Quindi, ripeto, mi dispiace che un intervento che avevo articolato mettendo in luce quelle che erano le mie perplessità sia stato ridotto ad una battuta che ritengo essere infelice. Detto questo, non so se questo è il momento o successivamente, vorrei presentare 3 emendamenti sulla proposta di delibera che credo possano essere condivisi, nel senso che, come è stato detto, questo qui è un atto di indirizzo che non mette fondamentalmente dei paletti, ma dà appunto un mandato al sindaco. Credo che l'intervento del consigliere Tonon che ha appena fatto possa essere riassunto in questi emendamenti che vi vorrei sottoporre. Mi dica lei, Presidente, quando presentarli, se ora o più. Li scriva intanto. Sono già scritti. Vabbè, li presenti. Perfetto, allora li presento già adesso. Nel deliberato, la proposta, allora al punto 2, la proposta per un valore non superiore è sostituito con inferiore a 2,5 milioni.
E poi invece per quanto riguarda il punto 3, nella parte del deliberato, al punto 3, dopo gestione del bene, aggiungere in particolare, ottenendo da un professionista abilitato una perizia giurata di parte che evidenzi, tra l'altro, la rispondenza dell'impiantistica dell'immobile alle norme attualmente in vigore e lo stato di conservazione del bene, con verifica delle spese di straordinaria amministrazione sostenute a partire dall'anno 2002. L'altra proposta è invece, dopo il punto 3, inserire un ulteriore punto che recita di impegnare la Giunta a predisporre e illustrare al Consiglio Comunale, prima della presentazione al Consiglio stesso, della delibera di approvazione dell'acquisto di in oggetto, un programma finanziario che evidenzi le eventuali modifiche da apportare agli strumenti di bilancio dell'ente, avente l'obiettivo di rinvenire all'interno del bilancio stesso risorse proprie atte a coprire almeno il 50% dell'importo necessario all'acquisto del bene. Questo per il discorso che facevo prima di dire va benissimo se decidiamo di acquistarlo noi il teatro, però dobbiamo impegnarci anche fin da oggi a pagarlo noi e non lasciare che i debiti inizino a pagarli chi verrà dopo di noi. Questo era il senso dell'ultimo emendamento. Ecco. Grazie. Grazie. Adesso gli facciamo dare un occhio al segretario. Dopo li guardiamo. Intanto sentiamo l'intervento del consigliere De Antoni, dopo guardiamo gli emendamenti. Mi dispiace di essermi arrabbiato prima, Presidente, ma voglio sottolineare che il compito del Presidente non può essere solo quello di contare i minuti della durata dei singoli interventi, ma anche di gestire i lavori in maniera tale che se un consigliere riesce a parlare meno velocemente e vuole portare un contributo costruttivo all'argomento in discussione, possa avere anche il tempo per farlo. Io spero che mi sembra di non andare contro il regolamento quando mi dilungo di qualche minuto su argomenti che però sono molto importanti e molto sentiti. Guardi che ho sempre cercato, le rispondo subito e le lascio comunque i 5 minuti. Per 2 minuti. Le rispondo subito su questo argomento. Ho sempre cercato di essere super partes, come avete visto più volte. Devo constatare che mentre gli altri rimangono all'interno sempre dei minuti e lei li supera sempre. Allora io ho sempre cercato di lasciarle un po' di tempo in più, però siccome la volta scorsa mi ha detto di essere più rigido e di guardare il regolamento, stavolta sono stato un po' più rigido. Ecco. Quindi adesso le lascio i suoi 5 minuti. Scusate un attimo perché qua dentro non si capisce più nulla. Silenzio cortesemente e sedetevi ai vostri tavoli, alle vostre sedie. Silenzio in aula, cortesemente. Scusate, li leggiamo dopo con calma. Sentiamo l'intervento del consigliere. Prego. Qui completo il mio intervento dicendo che ho fatto una serie di considerazioni che ci potrebbero consentire di rinviare di alcuni anni il termine di tali lavori, che non sono assolutamente urgenti, liberando immediatamente oltre 1.200.000 euro già stanziate con fondi propri del nostro bilancio. Scusate, mi chiedo come fa un consigliere a fare un ragionamento con due dietro che rinizi pure. Le lascio il tempo. Grazie. Dicevo quindi che potrebbero essere liberati immediatamente oltre 1.200.000 che già stanziati con i fondi propri e che sarebbero immediatamente disponibili per tutta una serie di emergenze di cui abbiamo parlato prima, la piscina, il teatro, la biblioteca e tutte quelle altre cose che ho detto prima. Io poi volevo anche, visto che stiamo parlando, ribadisco la mia disponibilità a dare il voto favorevole alla delibera con poi gli emendamenti che abbiamo presentato se possibile, però volevo anche sollevare un altro problema di cui possiamo ragionare prima di arrivare alla decisione finale, che è quello anche della gestione del teatro. Gestione, lascio stare l'aspetto economico, ma guardo
a quello che è già stato fatto in via sperimentale con quella società a cui è stato affidato l'incarico per la gestione per 6 mesi del teatro. È stata fatta secondo me una cosa molto buona, con una società che mi sembra sia molto attiva e piena di entusiasmo. Ho letto anche la convenzione, che non è ancora stata sottoscritta ma è già stata determinata, e penso che dopo questa fase sperimentale si potrebbe meglio definire nella nuova convenzione l'impegno da parte del concessionario a predisporre e realizzare un programma di attività di ampio respiro e qualitativamente elevato. Per ottenere questo risultato si potrebbe forse prevedere la nomina di un comitato di indirizzo o qualcosa del genere che possa supportare e condividere con il concessionario l'attività di programmazione della struttura. Ecco, quindi insomma una serie di, di punti che possono essere in qualche modo approfonditi in queste giornate, in queste settimane che ci attendono prima di arrivare alla decisione finale. Ci sono degli approfondimenti di natura tecnica di cui ha parlato il consigliere Tonon, degli approfondimenti di natura finanziaria di cui ho parlato io, degli approfondimenti di natura organizzativa gestionale che sono l'ultimo argomento che ho trattato. Sarebbe bello avere il tempo, questa volta sì, di farlo con calma, una volta che avremo la risposta della Cassamarca e avremo fatto tutti gli approfondimenti di cui abbiamo parlato in questa sede. Grazie, consigliere. Consigliere Bagliana. Sì. Allora, innanzitutto, Sindaco, mi dispiace, ha fatto un discorso un po' riduttivo, vi spiego anche perché. Cioè io prima di votare una delibera e anche un semplice atto di indirizzo vorrei avere degli elementi mi ripeto, di certezza o degli elementi di analisi in modo che la mia opinione possa essere un'opinione onesta, sincera, perché se devo votare solo sul piano emozionale, se qua deve essere solo l'esprimere il desiderio, vabbè, e desideri ne avrei tantissimi per la città, ne ho tantissimi, ma questa non è un'aula dove esprimiamo dei desideri, è un'aula dove ci impegniamo negli atti e che in un obiettivo, e prima di impegnarmi in un obiettivo vorrei avere degli elementi per i quali io possa analizzare e dare un parere che sia onesto. Quindi, perché se lei vuole sentirmi dire che sì, sono favorevole all'acquisizione del teatro da Ponte, e glielo posso anche dire, però prima, siccome sono un amministratore, sono stata eletta, prima di fare una valutazione del genere vorrei acquisire delle informazioni anche in modo dettagliato, anche per esprimere per un semplice atto di indirizzo, perché se voi non date valore a questo atto di indirizzo, io lo do il valore a questo documento. Ecco, detto questo, mi rifaccio alle considerazioni che ha fatto prima anche il consigliere Tonon, che non sono cose da poco. Cioè noi, oltre all'acquisto dell'immobile, dobbiamo mettere in conto tutta una serie di oneri che ci saranno. Quindi io intanto vorrei chiedere, e qua Fondazione Cassamarca ci fa una proposta senza dirci quali sono le spese che Fondazione Cassamarca sta sostenendo e non riuscirà più a sostenere, perché non ci sono scritte da nessuna parte. Vorrei almeno sapere quali sono queste spese prima di dire sì, voglio acquistare il teatro. Primo. Quant'è la manutenzione straordinaria ipotetica appunto dopo 20 anni, se oltre all'impianto, che non succeda come il teatro di comunale di Treviso, che le hanno restituito al comune, però il comune ha dovuto investire nell'immediato 500.000 euro. Allora, prima abbiamo necessità, secondo me, di avere delle perizie, innanzitutto per la valutazione dell'immobile, delle perizie sullo stato dell'immobile, e solo con queste stime, con queste perizie, io posso dare anche un parere di intento, di volontà di andare all'acquisto. Finisco molto brevemente la questione dicendo la cosa che mi infastidisce di più, Sindaco, è questa sera che lei stacca l'acquisto del teatro da Ponte da tutto il resto della città. Allora, un amministratore serio dovrebbe
cercare di proporre anche questo punto, però inserendolo su una pianificazione di quello che potrebbe essere la città di Vittorio Veneto. Ora, l'acquisizione di un altro immobile va ad aggiungersi a tantissimi immobili che il Comune di Vittorio Veneto ha già, dei quali non riesce delle volte a fare né manutenzione ordinaria, e figuriamoci la manutenzione straordinaria. Un esempio per tutti: gli impianti sportivi, le piscine, ma per citarne ancora alcuni, il museo archeologico che poi non è più partito. Quindi voglio dire, questo obiettivo, questa acquisizione di questo museo, non possiamo staccarla da tutto il resto di quello che è l'urbanistica, il patrimonio del Comune di Vittorio Veneto. Non da ultimo, il nostro territorio, l'abbiamo sempre detto, è vastissimo. Abbiamo bisogno di enormi finanziamenti per la gestione anche del territorio, perché quindi noi siamo anche, tra virgolette, abbiamo una risorsa perché abbiamo l'ambiente e la natura. Siamo penalizzate perché dobbiamo mantenerla. Lo sa bene il discorso della questione della manutenzione delle strade e tutto quello che ci va attorno. Quindi quello che volevo dire in conclusione è che io non sono contro l'acquisizione dell'ennesimo immobile, e sto parlando dell'immobile. Siamo tutti d'accordo che il valore culturale del teatro sia l'assoluto, il massimo. Qui lo dico questa sera perché non vorrei che all'esterno qualcuno mi dica: ah, ma della cultura a te non interessa niente. Sì, non è proprio questo il concetto, è la questione di razionalizzare, di pianificare e di operare in modo saggio sulle scelte che, abbiamo detto finora, il Comune andrà a fare. Voglio dire, compriamo questo immobile, bene, mettiamo in cantiere la vendita di un altro immobile magari appetibile. Cioè, questo è ragionare e pianificare. Se no, voglio dire, sì, finisco, e quindi ribadisco, io sono perplessa sulla modalità, sì sindaco, sulla modalità con cui questa operazione viene fatta, perché se fosse fatta, e voglio dire, la convenzione finisce a settembre, non vedo l'urgenza di decidere in poco tempo se acquistarlo o no. Ecco, grazie. Grazie. Sindaco vuole intervenire? Sì. Prego. Mirella, questa sera dobbiamo dire se ci interessa. Tutti i discorsi che ti ha fatto gli serve dopo per valutare. Quando avrai valutato direi sì o no. Io voglio ringraziare il consigliere Tonon invece, perché con ordine ha fatto un'elencazione di punti di interesse, di punti da valutare, che sono esattamente quelli che l'amministrazione vuole fare, perché non ne esiste altri. Non ne esistono, mi viene da parlare in dialetto perché mi sono innervato di stasera. È esattamente quello che è l'intenzione dell'amministrazione, cioè a fronte della richiesta minima di dimostrare il nostro interesse, che c'è, perché penso che questo sia condiviso, sposarlo con una valutazione la più completa possibile da fare poi e decidere alla fine. Mirella, basta. La programmazione che diceva invece Alessandro, il consigliere De Bastiani, la programmazione è quella limitata del tempo che ci hanno chiesto. Quindi non è che 2 anni fa io potevo sapere che adesso c'era questa offerta. Circa Conegliano è tutt'altra cosa. Conegliano, si parla di San Francesco. San Francesco è da sempre proprietà del Comune. È tutta un'altra cosa. È che le spese del San Francesco, della gestione, se le era accollate Fondazione Casamarca, adesso si è un pochettino stufata evidentemente e glielo rende con tutte le sue spese connesse. È un'altra cosa, neanche da paragonare con quello per cui siamo chiamati a fare noi. Una cosa è rimasta in sospeso prima, invece, che qualcuno, forse Mirella, parlava di questo maggiore costo, perché effettivamente sia con l'amministrazione di Roberto che con la mia il costo
che dovevamo sopportare è molto limitato, e adesso un po' di più di prima, diciamo, ma però è sempre molto limitato. Fondamentalmente 24.000 l'anno più IVA è grosso modo quello che Fondazione paga per l'IMU, che ce lo paga, e le assicurazioni sue. È quasi un comodato un po' coperto da questa contribuzione. Invece con la nuova, perché Fondazione, non so, avrete letto sui giornali, ha risanato, bravissimi, hanno risanato grossi debiti che avevano, adesso devono risistemare tutto il loro enorme patrimonio immobiliare e quindi hanno anche l'obbligo, e questo in queste interlocuzioni intervenute anche all'epoca del rinnovo della convenzione che avevamo, ma anche specialmente in questo ultimo periodo qua, passano attraverso una riorganizzazione obbligatoria che i loro controllori di Roma pretendono, cioè ogni immobile deve essere messo a frutto e la forbice è sempre quella, 4-6%. Quindi anche mettendo il valore minimo che ci hanno proposto e tenendo il dato medio 5, si parla sempre di affitti richiesti che poi magari nessuno li dà, rimane vuoto e i soliti problemoni, ma che superano i 100.000 euro l'anno. Quindi anche questo è uno dei tanti dati da tenere in considerazione nella valutazione che andremo a fare. Quindi calma, è già esso, questa sera non si decide niente. Poi per la gestione, consigliere Di Antoni, già mi pare che siamo andati molto meglio perché abbiamo tirato le nostre conclusioni. Un'amministrazione comunale non è in grado di gestire un teatro, quindi abbiamo trovato i più professionalmente capaci che avevamo in città, siamo contenti di aver dato loro fiducia, ci stanno mettendo l'anima nel metterlo a posto e nell'incrementare l'offerta di spettacoli e quant'altro, per cui anche quell'indirizzo preso mi sembra abbastanza ben indovinato. Speriamo che alla fine di queste valutazioni di trovare una formulazione in termini di costo o modalità, eccetera, che ci dia soddisfazione, che ci faccia concludere per l'acquisizione. Qualora non fosse, siamo qua, ci troveremo ancora qua a dire di no. Però dobbiamo essere consci di quello che si fa. E adesso ciascuno voti. Ah sì, relativamente una nota, sì. I tre, ecco, mi pare che siano pleonastici, cioè sono dei rafforzativi di quanto c'è già qua. Io non vedrei differenze se non parole aggiunte al testo che già c'è. Io non li voterei, sarei contrario a modificare questo testo qua che ci lascia la massima libertà di movimento. Prego, consigliere. Sì, in questa discussione che stiamo affrontando questa sera mi sembra quasi correre l'obbligo di citare il nome di Dino De Poli, che piaccia o non piaccia, sia stato simpatico o non sia stato simpatico, è la persona che ha realizzato e ha messo in sicurezza e ha salvato il teatro da Ponte. Probabilmente senza Dino De Poli probabilmente è probabile che ci sarebbe stato un supermercato invece di un teatro. Voglio anche ricordare le manifestazioni che sono state fatte a Vittorio Veneto negli anni 80, credo, per il teatro, cioè c'erano centinaia e centinaia di persone che manifestavano. Era una situazione differente, era il momento in cui era chiuso, il Rossini era chiuso, il Verdi era chiuso, il Palafender non esisteva,
la casa dello studente era chiusa, probabilmente anche quella, l'impero non si... e l'impero era chiuso e il varietà era aperto. Vabbè. E per dire l'attaccamento che comunque la città ha sempre avuto per la sua struttura, chiamiamola teatrale, che addirittura una volta ce n'erano due, una a Cendere e una a Serravalle. E l'altra considerazione che mi viene proprio veramente spontanea è che stiamo parlando di cifre importanti, no? E abbiamo un Palafender che con pochi soldi potremmo finirlo, che non ha sicuramente la funzione del teatro da ponte, è tutta un'altra cosa, che però mi sembra, da quello che vedo, sia una struttura che viene utilizzata, sfruttata, utilizzata da tutti quanti, che con pochi soldi, e veramente pochi rispetto a quello che stiamo parlando, potrebbe essere messa a posto, e che è lì in sofferenza. È il discorso che facevo prima, il discorso che faceva anche Mirella Bagliana, cioè vogliamo affrontare i problemi complessivamente o continuiamo ad andare di volta in volta, giorno per giorno, mattina per mattina, in base a quello che succede? È questo che a noi ci lascia molto perplessi su questa delibera. Allora, consigliere Tonon. Sì, grazie. Dissento parzialmente con quello che ha detto il sindaco. Allora, se posso convenire che il primo emendamento può essere considerato pleonastico, gli altri due francamente no, e mi spiego perché. Allora, l'emendamento numero 2 recita di seguito alla parola gestione del bene, cioè alla fine del punto 3, dice in particolare ottenendo da professionista abilitato una perizia giurata, qui si parla solo di congruità del prezzo, che evidenzi tra l'altro, vabbè, ma si è già evidenziato, io non ho problemi, se puoi votarla, che evidenzi tra l'altro la rispondenza dell'impiantistica dell'immobile e lo stato di conservazione del bene, oltre alla verifica delle spese di straordinaria manutenzione. Qua non ci cita nulla di tutto ciò. Infine, il terzo emendamento, qua al punto 3 si parla solo di conseguente sostenibilità finanziaria e sappiamo tutti che siccome il Comune, per motivi diciamo di spesa corrente dovuti ai derivati, ha pochissimi mutui, la sostenibilità finanziaria c'è, punto. Quindi non serve verificare nulla. Noi qui invece abbiamo scritto altro, abbiamo scritto ben altro, che evidenzi le eventuali modifiche da apportare agli strumenti di bilancio dell'ente, avente l'obiettivo di rinvenire all'interno del bilancio stesso risorse proprie atte a coprire almeno il 50% dell'importo necessario all'acquisto del bene. Quello che ha detto il mio capogruppo prima, compriamo noi, cominciamo a pagare noi, no? Noi ci facciamo belli, che bravi, ben porta a casa al teatro, per dirla in dialetto, e pagherà qualcun altro dopo. No, questo non è serio, questo non è serio. Se lei mi dice che questo è pleonastico, vuol dire che abbiamo una concezione dell'aggettivo pleonastico ben diversa. Per me è tutt'altro che pleonastico questo. Prego, sindaco. Non solo pleonastico, ma ci limita anche nei movimenti possibili. Tanto tutto verrà portato in questo Consiglio Comunale con l'elencazione di tutte le voci che saranno analizzate, da accettare o meno. Ma se lei ha detto che è sufficiente l'atto di indirizzo lo decide il Comune, non lo decide Fondazione Cassamarca. Sì, noi. L'atto di indirizzo ce ne mettiamo anche quegli emendamenti. Non c'è scritto alla fine. Senta, è meglio che le accenda il microfono, così sentono tutti. Dicevo che se lei, e non ho nessun motivo per dubitarne, lei dice quelle cose sono già previste, perché dovrebbero limitarci? Perché semplicemente mi pare
doveroso da parte di Cassamarca, che non può dettare le regole rispetto all'atto di indirizzo, almeno quello, può proporre la cifra. Se noi alla fine scriviamo sì, a noi va bene, posto che si verifica questo, come atto di indirizzo, come volontà da parte della città di Vittorio Veneto di andare a discutere con Cassamarca e Caspineda per l'acquisizione del bene, purché non costi più di 2,5 milioni, siamo a posto. Siamo a posto. Non capisco perché questo potrebbe precludere le trattative, come ha detto lei, non lo capisco proprio. Chiudiamo qua con gli interventi e andiamo al voto degli emendamenti. No? Allora, il primo emendamento, leggo. Emendamento numero 1. Nella parte del deliberato al punto numero 2, sostituire non superiore con inferiore. Favorevoli? 6. Contrari? 1. Astenuti? 1. Chi è astenuto? Nessuno. 0. Allora, l'emendamento non è stato accettato, è rifiutato. Scusate, in aula. Emendamento numero 2. Nella parte del deliberato, al punto numero 3, dopo gestione del bene, aggiungere, aperte virgolette, in particolare ottenendo da professionista abilitato una perizia giurata di parte che evidenzi tra l'altro la rispondenza dell'impiantistica dell'immobile alle norme attualmente in vigore e allo stato di conservazione del bene, con verifica delle spese di straordinaria amministrazione sostenute a partire dall'anno 2002. Favorevoli? 6. Contrari? 10. Astenuti? 0. L'emendamento è respinto. Emendamento numero 3. Nella parte di deliberato, dopo il punto 3, inserire un ulteriore punto che recita, aperte virgolette, di impegnare la Giunta a predisporre e illustrare al Consiglio Comunale, prima della presentazione al Consiglio stesso della delibera di approvazione dell'acquisto in oggetto, un programma finanziario che evidenzi le eventuali modifiche da apportare agli strumenti di bilancio dell'ente, avente l'obiettivo di rinvenire all'interno del bilancio stesso risorse proprie atte a coprire almeno il 50% dell'importo necessario all'acquisto del bene. Favorevoli? 6. Contrari? 10. Astenuti? 0. L'emendamento è respinto. Passiamo ora in votazione alla delibera di indirizzo. Dichiarazione di voto. Bravi. Consigliere Dus. Sì. C'è tutta la volontà da parte del Partito Democratico di attivare azioni per valutare l'eventuale acquisto di questo spazio culturale fondamentale per la città. Ci dispiace però riscontrare che per l'ennesima volta vengono cestinate le nostre proposte senza neppure dare la dignità di essere valutate. È secondo me veramente un'operazione che viene ripetuta con regolarità da parte della maggioranza e che però non dimostra grande lungimiranza. Mi permetto di dire che in una discussione di questo tipo, seppur il mandato naturalmente che noi lo conferiamo al sindaco, credo che sarebbe stato interessante anche sentire la voce dell'assessore alla cultura su questo tema, che francamente è stata silente per tutto il dibattito. Grazie consigliere Dus. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere De Bastiani. Dichiarazione di voto. Mi sembra di essere all'asilo. Cioè, perché noi facciamo degli emendamenti, allora voi dovete bocciarli.
Pensavo di essere su un consiglio comunale. Poi, tra l'altro, sì, si potevano anche commentare le dichiarazioni di voto, cioè si potevate anche esprimere un parere. No, siccome quelle proposte le fa la minoranza, noi siamo la maggioranza e facciamo vedere che siamo più forti. Abbiamo il pallone e lo portiamo via. Questa è la mia dichiarazione di voto. E spero che non ti sia te a decidere cosa che deve dirmi nelle dichiarazioni di voto, spero. Ok, grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Varaschin. Grazie. Allora, niente, volevo dire che la prima preoccupazione della maggioranza, appunto nelle riunioni di maggioranza, è stata cosa ci costerà manutentarlo. E questo se è possibile. No, ma scusi, lei prima ha parlato, se mi lascia parlare, grazie. Va siamo bene. in dichiarazione di voto. Siamo favorevoli, grazie. Grazie consigliere. Bene, passiamo alla votazione della delibera in oggetto. Favorevoli? Quindi sono 14. Favorevoli 14. Contrari? 0 e astenuti 2. Allora la delibera è approvata con favorevoli 14, contrari 0 e astenuti 2. Immediata eseguibilità. Sì, votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Per poter manifestare l'interesse già domani. Favorevoli sulle mani? 14, grazie. Contrari? 0. Astenuti? 2. La delibera è immediatamente eseguibile. Buonanotte.